è arrivata una cartolina da Sarmede. Certo Antonio, sono un pensionato, sto morendo da fame. I clandestini sono commestibili? Cioè, hai capito come parto stamattina? Perché io le cose le dico, non le tengo nascoste. Quando dico che siamo nel profondo nord, che ci sono delle persone razziste e cattive, specialmente anche diversamente giovani, guardate che vi sto dicendo la verità, io sono molto preoccupata di queste persone, perché arrivare a scrivere alla Mirella, a Rete Veneta, una cartolina di queste vuol dire c'è molto da discutere, molto da discutere. E quando io faccio le trasmissioni, io lascio parlare tutti e voi lo sapete, però esigo rispetto per tutti. Il rispetto è una cosa che si deve a qualsiasi persona, perché se non arriviamo a capire questo è inutile che ci lamentiamo dei giovani, di quelli che fanno, perché questi sono gli esempi che poi vivono nelle case. Perché se questo ha scritto la cartolina ed è scritta, e dico anche il paese da Sarmede, almeno è arrivata da là, vuol dire che in casa si ragiona di questo, e magari con ragazzi, con bambini. Allora voi capite che queste cose vanno dette, dopo ognuno faccia le proprie riflessioni. Ognuno le faccia però io ve le dico quello che sta succedendo e quello che succede anche in provincia. Ieri è successo di tutto di più. Ecco, pensano invece che sia un ente pubblico e sia un ente privato. Non fanno entrare neppure con i permessi sta povera gente che viene a prendersi la borsa della spesa. Ma si va avanti, non è un problema per Mirella e per i miei volontari sicuramente. Però voi sapete che io vi racconto come stanno le cose, perché stanno pagando queste cose le fragilità che non riescono più a curarsi, fragilità che non riescono più a farsi la borsa della spesa, fragilità che non escono più per paura, non si sa di cosa, ma tanta paura. È vero che dobbiamo stare attenti, ma arrivare al punto di dire ho paura di uscire di casa è perché i messaggi che sono arrivati sono terrificanti. Detto questo, presento subito dei graditi ospiti. In presenza ho il dottor Salvatore Cauchi, segretario provinciale del Sindacato Medici Italiani. Buongiorno. Dottor Cauchi, ne abbiamo da parlare questa mattina. E saluto anche una graditissima sindaca, l'avvocata Cindy Manusci, eccola qua. Buongiorno. Sindaco di Pieve di Soligo, grazie, primo mandato civica. Ha sentito come ho aperto, sindaca? Ha sentito? Ho sentito e ho gradito anche. Comunque Pieve di Cadore, mi raccomando. Ecco, infatti mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, ma naturalmente continuiamo a sbagliare qualcuno che scrive, non importa. Allora, sindaco o sindaca intanto? Sindaca preferisco, ma non mi formalizzo. Immaginavo, infatti ho detto meglio chiedere per carità che non sbagliamo. Allora, cara sindaca, cosa dice delle parole che ha detto Mirella? Che ancora continuiamo a combattere questa ignoranza che c'è, questa cattiva informazione sul diverso. Per carità, il diverso e il cattivo, e il buono e il cattivo non hanno colori, a mio avviso, della pelle, e c'è dappertutto, però si continua a infierire. Cosa dice lei, questa cartolina che è arrivata? Cosa fa capire? Ma io sono rabbrividita onestamente proprio perché non immaginavo che qualcuno potesse proprio formalizzare, ecco, quel tipo di discorso. È vero anche che io credo che ce ne siano tanti di cittadini che la pensano come il signore che ha scritto la cartolina intimamente e non si vogliono esprimere per non essere insomma confutati, aggrediti verbalmente, per non manifestare il proprio pensiero, ma io sono certa che quel pensiero lì non sia così iperminoritario, soprattutto nel nord-est. Ho questa impressione, questo timore che ce ne siano tante di persone che purtroppo la pensano così, non la maggioranza chiaramente, però ecco, non sono neanche mele marce o casi isolati. Io credo che le parole abbiano un peso e che quel tipo di messaggio ferisce tantissimo il prossimo. Quindi di dosare bene le parole, ma soprattutto, secondo me, di pensare bene a quello che si scrive e a quello che si dice, perché vedete, si tratta sempre di persone, come dice lei, che meritano rispetto, perché noi tutti poi lo pretendiamo. Sono certa che anche il signore che ha scritto la cartolina pretende rispetto, ecco, ma prima di pretenderlo bisogna anche darlo.
Allora, questo rispetto, dottor Cauchi, che manca anche negli ambulatori medici, manca nei pronti soccorsi, nei reparti, cosa sta succedendo? Lei ha degli anni che può parlare, cioè non è che sia andato ieri negli ospedali o negli ambulatori. Cos'è che è cambiato secondo lei? Cos'è sta aggressività, sta cattiveria, sto voler per forza mettere le mani addosso, ecco, picchiare? Cosa c'è questa aggressività? Anche quando stai male, che devi essere curato. È quello che, cioè, sei là per curarti e hai un'aggressività incredibile. Oh, non ti sta tanto male se sei così aggressivo. Altro che codice bianco, codice rosso. Prego. Diciamo che io sono più di 35 anni che faccio il medico, quindi acqua ne ho vista passare sotto i ponti. Una volta c'era un tipo di medicina in cui il medico era al centro di tutto e serviva da collante e da consigliere per qualsiasi attività inerente alla salute, la propria salute. Con l'andare degli anni c'è stato uno scollamento, ma un po' dovuto alla famiglia che si è disgregata, un po' alla figura centrale del medico di famiglia che tale non lo è più attualmente, e all'interno dei social dove si mettono notizie e c'è un autoalimentarsi di notizie anche contro le istituzioni e contro, ma tutti, cioè non solo i medici, ma contro anche i professori di scuola, l'aggressività, contro tutti. Questo perché? Perché penso la gente pretende e non ha risposte istantanee. Uno. E dopo dicono dopo il Covid, ma io queste cose le ho viste anche prima, l'aggressività ora sta aumentando secondo me anche per un motivo di emulazione, ecco. Però prima ci sono stati e ci sono casi di aggressività nell'ambito sanitario, specialmente nei confronti dei colleghi del pronto soccorso. Ma questo perché? Perché la gente che arriva lì pretende, vuole, ma già anche da noi nei nostri studi vengono con risposte già molte volte consolidate in cui chiedono e tu devi dare. Cioè, non funziona così, perché magari vanno a guardare io lo chiamo dottor Google, in cui guardano la patologia, la sfilza di cose che devono fare e vengono lì proprio con la lista della spesa, anche di fronte al muro che si trovano davanti, oppure alla mancanza, tu magari cerchi di colloquiare, dall'altra parte c'è il muro, allora si alzano i toni, c'è un'aggressività verbale spessissimo, oltre a quella fisica che secondo me è peggiore, in cui si usano parole grosse e quant'altro, e quindi lì si rompe tutto, ecco. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Volevo dire che con gli esempi che ne dà anche i politici, in Parlamento si bastona, che esempio possono essere a vedere in Parlamento chi si mette in mano addosso e si bastona? E vedevamo ai fiori impara da tutti, gli esempi chi fa, le televisioni italiane, sugli omicidi, che fa trasmissioni che va avanti mesi, giorni a dirmi come che io accoppato, tutto far vedere tutto avvocati e cosa. Bisogna parlare del bene, non del male, perché se deve parlare tutte queste robe di fiori, cosa ha visto chi impara? Fai famiglie come ti parla proprio di questa gente che ha fame fuori. E anche, ma è vergognoso, ma a me non ne davo tanto, però un euro e mezzo, più che io. Qualsiasi che vedo mi fa peccare di lago. Questa gente che mi dice, ma te la scheglia, ma perché non posso dire dopo che rispondo anche a me. Ma cosa un povero disgraziato intera, che mai riesco per farne? Se lo dico che ci delinquenti predatori, ma si venga fra i nostri, qui che va de grata, i galcoetti bianchi, uno che lavora non va de grata. Io li do appena sui conti, sulle falsità di iscrivere,
Mirella, prima che versimo gli occhi. Ora adesso si è fatto le leggi che uno che fa un coso, chi che scrive sui muri 3 anni era e via andante. E poi posso fare i sommari che andate a fare 15 e poi gli fuori con 12 e dopo li porti in televisione, gli fa fare un libro, gli da 6 e allora dico che i giovani, quindi se gli fuori di testa, gli patriano. È il buon esempio di parlare con le persone anziane. Una volta mi ha detto te, arrivato a vedere uno che aveva fatto una guerra, era sai in campo Santa Ponale, sentai sul posto e mi spiegava di quello che aveva fatto, mi pareva che mi vergisse il mondo davanti e che mi imparare cosa che era, forse anche mi spiegava male, però bisogna dire i fiori, robe te. Grazie Rinaldo, molto chiaro anche questa mattina, ti ringrazio. Allora sentiamo la sindaca veramente Manusci come risponde, come commenta le parole sia del dottor Cauchi che della telefonata. Forse dobbiamo imparare ad ascoltare un po' di più, ecco, forse con l'ascolto si impara molto. Io dico sempre, anzi ringrazio questa grande famiglia di Rete Veneta e di Sveglia Veneti che ha capito l'importanza dell'ascolto. Lei non ha idea, quando sono partita era una cosa incredibile, telefonate non si riusciva neppure a parlare con gli ospiti. Adesso hanno capito l'importanza di ascoltare, sono curiosi, anche i diversamente giovani, su temi che magari mai nessuno pensa, ma il diritto internazionale, che lo dico sempre, sono curiosi e ringraziano l'ospite per aver chiarito, per aver spiegato, perché loro veramente vogliono capire, ma non li ascolta nessuno, poveretti. E allora l'unica arma che hanno è il telefono, qualche volta riuscire a fare la telefonata se trovano libero. Prego sindaca. Ma io concordo con quanto lei ha appena detto e anzi le dirò di più, che quella rabbia di cui si stava parlando poco fa e che anche il dottore accennava, secondo me molto spesso proviene proprio dall'isolamento di tante persone. Cioè le persone, noi non ci rendiamo conto, io forse sì da quando sono sindaca, perché ricevo molto in comune, perché vado anche nelle case di riposo, ho sempre grande contatto diretto con i miei cittadini e mi piace mantenerlo, no? Però alle volte questi pensieri truci o l'aggressività che alle volte un po' si manifesta vengono proprio dal fatto di sentirsi soli, incompresi, inascoltati, e allora sale come una cattiveria, no? Come di contrapposizione alla società. Io credo che l'ascolto, la comprensione, ma anche il dialogo, cioè anche dire a una persona quando sbaglia, ecco, e quindi instaurare un contraddittorio, se vogliamo, tra persone nei limiti del civile, è sano, e tutti noi abbiamo bisogno di contatti sociali, perché io penso che con il Covid questi contatti, già un po' sfilacciati con i tempi che corrono, si siano ulteriormente allentati. Come il Covid secondo me ha fatto tanto nella solitudine delle persone, soprattutto di quelle più anziane. Io vedo appunto molta tristezza, e badate bene che più una persona è sola, più si ritira nel suo guscio e più poi emette sentenze che alle volte appunto feriscono. Io questo credo, che ci sia più bisogno di ascolto anche e soprattutto dalla parte dell'autorità. Io ho una sede privilegiata, diciamo, un ruolo privilegiato, perché sono sindaca di un comune piccolo in cui sostanzialmente tutti ci conosciamo, e bene o male conosco anche le problematiche delle singole famiglie, mi viene da dire, proprio in virtù di questo rapporto diretto. Però capisco che in realtà più grandi molti si sentano emarginati, ecco. Ha fatto bene a dirlo, perché sono convinta anch'io di quello che ha detto delle parole vere, parole di una persona che è nel pezzo, che gira il territorio, che dice quello che vede. E noi abbiamo avuto questo problema anche con i vaccini: più si saliva, inutile che ce la dicono, nelle zone anche più rurali, nelle zone più si incontravano dei problemi grandi, tanto è vero che hanno iniziato a girare con i camper per fare queste visite, perché sennò non arrivavano e mettevano in pericolo la comunità. Ecco, dico visite perché sennò mi arriva il mondo addosso contro sta roba, perciò dico visite in generale, così non sbagliamo
Ecco, anzi invito tutti a partecipare a quel convegno importante sulle stomie e l'incontinenza venerdì al Canfoncello del dottor Agnello Santoro, perché è un convegno molto importante che fa capire che la stomia non riguarda solo i diversamente giovani, ma può riguardare anche i bambini. Ecco, forse informarsi anche su questo fa aprire la mente. Allora, invece di annoiarvi a casa, partecipate, sono entrate libere, se non capite chiedete, come vi insegna la Mirella, non abbiate la paura di chiedere. Non siamo più servo suo paron, perché qui si diceva così una volta da noi altri, ancora adesso scusa Mirella, scusa poveretti, avete capito? Chiedete, informatevi, se non sapete chiedete a qualcuno che vi insegni, ma chiedete. Dottor Cauchi, cosa dice? Cauchi? Sì, effettivamente sposo le parole della sindaca e le sue, dottoressa. E il problema è appunto la solitudine, come dice la la sindaca, ma la solitudine anche interiore, cioè non c'è, può essere che il Covid effettivamente ha scatenato cose che c'erano già dentro di noi e che sono esplose, però c'è un substrato culturale di solitudine, di introversione, in cui la gente non cerca il contatto, magari si chiude e si chiude sempre in se stessa. Quindi quando ha un problema, e lo vedo spesso anche nel mio lavoro, non vengono a cercarti, proprio, ma lo devi andare a prendere, quindi quando sta veramente male, allora si va, arriva il 118, PS e quant'altro. E non c'è la ricerca del rapporto, del contatto che devi avere. E poi c'è un altro problema, noi sì, siamo per il discorso, siamo medici di famiglia, quindi dobbiamo ascoltare, però non abbiamo più tempo per farlo. E questo non è per colpa nostra, perché come le dicevo nei miei anni di professione ho visto tante cose. Una volta era diverso, c'eravamo nel territorio, ora siamo molti di meno. Siamo oberati di pazienti, cioè una volta avevamo in media 1.200-1.300 pazienti, adesso in media ne abbiamo 1.800 e c'è tantissima gente che è senza medico, quindi, ma senza medico di famiglia vuol dire senza una persona con cui magari interfacciarti, ma anche per cavolate, per cose che tu ti senti. Che non puoi dire magari a caso, oppure sei da solo e non hai nessuno con cui parlare. Però se mi vengono a cercare non ci sono perché non ci sono perché lavoro tanto, sia ma dal punto di vista di pazienti, ma anche di burocrazia, che la burocrazia in questi anni è aumentata in maniera spasmodica e micidiale per noi, porta via più della metà del nostro lavoro. E quindi quanto è il tempo clinico che dedichi alla gente? Ma scusi, pochissimo. dottor Cauchi, e lo chiedo anche alla sindaca Manusci, ma chi è che ha fatto la burocrazia? Perché noi parliamo sempre di burocrazia, ma sta burocrazia, sti burocrati avranno pure un nome e un cognome? Beh, certo. Chi è che ha aumentato in maniera anche incredibile questo strumento che impedisce di andare avanti al Paese in tutti i settori? Perché la burocrazia sta bloccando tutti, però qualcuno ci sguazza e sono i burocrati. E sono i burocrati che non vengono mai nominati. Noi sappiamo il presidente, sappiamo gli assessori, quelle volte i ministri, ma si passano, non li conosciamo neppure, magari si passano per la strada. Però questi burocrati chi sono? Chi è che legifera e poi scrive? Sindaca, lei si è mai spiegato? Perché noi parliamo sempre della burocrazia. Ma la burocrazia ha dei nomi e cognomi o sbaglio? Guardi, per esperienza posso dire che la burocrazia non ha né padre né madre in Italia, non ha genitori, ecco, nomi e cognomi non se ne fanno. Ma io dico, allora, allargo un attimo l'orizzonte, no? Quello che lei dice è del tutto vero, ma faccio un discorso un po' più ampio. Allora, quando c'è da imputare qualcosa, soprattutto di negativo,
chi sono le prime figure a cui ci si rivolge, a cui si pensa? Sono sempre i politici, no? Perché i politici, bene o male, conosciamo i volti, conosciamo i nomi, vediamo cosa fanno, hanno un tipo di controllo sociale che viene anche dalla stampa, no? Non a caso il signore prima, Rinaldi mi pare si chiamasse, diceva ma i politici non danno il buon esempio, perché i politici di fatto sono sempre sotto torchio, ed è anche giusto, perché è normale che la cittadinanza controlli il lavoro, l'operato della politica, ma è altrettanto vero, come dice la signora Mirella, che ci sono dei poteri, dei centri di potere, diciamo così, che sfuggono al controllo sociale e che molto spesso pesano molto più di noi poveri politici di ogni grado. I burocrati sono tra questi, ma anche chiaramente i vari poteri economici, quindi alle volte la politica, che se ne dica, e dal 92 in avanti si sia fatta la fama, no, dopo Tangentopoli, del marcio, della società, no, dei Magna Magna, ecco, la politica alle volte si ritrova come Davide contro Golia. Quella sana, dico, la parte sana della politica, quella al servizio del cittadino. La burocrazia non saprei neanche dare nomi e cognomi, perché è una cosa appunto talmente così aleatoria, così fumosa, che tutti ne parlano ma nessuno capisce da dove sgorghi. Ecco. Eppure bisognerebbe andare a vedere, che ci sono gli atti, cara sindaca, se uno vuole andare veramente a verificare, non mi dica che non si può nel 2024, perché si può benissimo fare, vedere chi ha scritto e chi ha anche firmato poi, perché tutti passano il cerino ma le firme ci sono. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Luciano? Non lo sento, beh, vediamo se dopo prendiamo la linea. Allora, dottor Cauchi, quello che veramente però preoccupa è che questi... Buongiorno Mirella, è un bel po' che non mi vedi, però sono ancora al mondo. No, ti ho già sentito io da quando sono tornata, vai. Vai, ascolta, allora intanto buongiorno alla sindaca, il dottore, lei Grazie. e tante belle cose che vi auguro con cuore. Questi sono discorsi che mi piace molto della sindaca e anche del signore, te ti conosco bene, che forse sei troppo buona, anche troppo. Allora io dico una cosa, la priorità è per i nostri anziani. Io vado per 82, ma mi sono ancora in forma, ci sono quelli della mia età che hanno bisogno, la politica deve fare molto di più, perché i nostri genitori, noi e voi, abbiamo costruito l'Italia, e l'Italia oggigiorno, lo sai che vado sempre su quel martello, perché questa è la verità senza se e senza ma. Questa criminalità straniera bisogna farla sparire, perché 20 anni fa qui nel Veneto c'era qualche pagliaccio, qualche deficiente drogato. Oggi siamo pieni di delinquenti. Eppure non hai seguito Sveglia Veneti, perché abbiamo dato dei numeri con un giudice, dei numeri molto certi su quello che parli. Grazie Luciano, devo andare avanti, se no non ce la facciamo, e sono anche gli ospiti che devono parlare, perciò la tua riflessione l'hai fatta. Allora, dottore, continuiamo invece a parlare di questo ascolto che dovrebbe esserci da parte del medico di famiglia, perché una volta non si arrivava al pronto soccorso, difficilmente. Perché prima c'era questo medico che ti fermava, che ti diceva guarda, non hai niente, stai tranquillo, ordinava qualcosa, anzi più medicine ordinavano, più bravo era il medico, meno medicine ordinava il medico e il medico non capiva niente, era un pessimo medico, bisogna cambiare medico. Ma anche mia nonna, se non veniva a casa con la borsa delle medicine piena, no, il medico non era bravo. Eppure le cose sono cambiate, c'è anche più informazione, però adesso si sono intasati i pronti soccorsi, perché medico di famiglia o non c'è o non si trova, perché come dice lei c'è un lavoro immane da fare, e avete cercato anche di fare aggregazione anche con altri medici, questi studi che ci sono vari medici, però non basta, perché appunto la popolazione, essendo diversamente giovane con patologie, ha bisogno di essere curata o ascoltata. Prego. Allora sì, ha ragione su quello che dice del fatto che magari non è che non ci trovano, ci siamo, ma facciamo, diciamo, cose altro. Ma il problema è che c'è anche tutto, è un sistema che non sta girando, nel senso che il paziente quando arriva da noi
E cioè qua si apre un altro portone. Quando arriva da noi e noi diamo risposte tipo di diagnostica o di terapia, la diagnostica non è che viene esplicitata l'indomani, mi segue? E la gente ha bisogno e vuole risposte giustamente istantanee, tra virgolette, oppure un po' differite. Ma quando poi l'utente, diciamo il paziente, prova a chiamare il numero per prenotare o quant'altro, diciamo che i tempi non vengono rispettati o vengono dati in periodi molto, molto diversi rispetto al suo bisogno di salute, tipo 20 giorni, ma in realtà poi passano 2-3 mesi per la diagnostica di alto livello, addirittura si va a 6 mesi o quant'altro. Quindi la gente che fa? O va nel privato e lì hai la risposta istantanea, paghi e ti danno la risposta, oppure molti vanno in pronto soccorso, i famosi codici bianchi, ci bypassano proprio per questo motivo, perché hanno risposte istantanee, tra virgolette. Comunque chi accede al pronto soccorso gli si fa una batteria di esami, l'RX torace e quant'altro, magari a mal di gamba lo fanno vedere all'ortopedico e quant'altro, quindi hanno comunque una risposta istantanea e la gente ormai sa che è così e quindi c'è tutto un problema di pochi medici che non danno risposte a valle, pochi medici che non danno risposte alla fonte. Il problema è la carenza anche del personale. È quello che è importante, perché il medico da solo non va da nessuna parte, ha bisogno della squadra che è fatta di infermieri, è fatta di varie figure per poter andare avanti. Infatti io dico sempre che quando ho avuto il dottor Farmia che lavorava in anestesia, era primario di anestesia a Treviso, gli ho detto non sono solo io, c'è una squadra attorno, noi lavoriamo con delle squadre eccezionali, di persone veramente competenti, certo che il chirurgo si nota, però è tutta la squadra poi che è importante. Allora, Sindaca, il dottor Cauchi ha detto una cosa importante, non so se è caduta ancora la linea, non la vedo più. No, eccola qua, è caduta. Allora, volevo chiedere alla Sindaca, andiamo in pubblicità intanto però, perché c'è un grande problema, che i sindaci, dottor Cauchi, sono quelli che riescono ad avere subito la risposta da dare, perché o è sì o è no, cioè se posso ti aiuto, se non posso ti dico no. Non so se ha seguito, Sindaca, quello che ho detto. C'è stato un momento di scollegamento. Tranquilla, allora il dottor Cauchi diceva che il pronto soccorso dà delle risposte immediate alla persona che arriva e che sta male. Quello che fate voi, perché la persona arriva dal sindaco? Perché è l'unica persona vicina dove può dare una risposta immediata, che sia sì, che sia no, che sia vedremo, ma almeno riceve una risposta. Ma non ce ne sono altre. Le province sono in balia non si sa di cosa, perché non sappiamo neppure se esistono, se non esistono, cosa fanno, cosa non fanno. Dirigenti che non si riesce a capire qual è il lavoro. 2 mesi il mio vicepresidente per avere un appuntamento in provincia, 2 mesi, tanto per dire come funzionano le cose, perfetto. E continuiamo. Regione, se ci arrivi sei fortunato, perché anche là un punto di domanda enorme, qualcuno non risponde neppure alle mail, perché sono le telefonate che lo dicono, perché uno scrive anche una mail, poveretto. A Roma non ne parliamo, perché al massimo arrivi in piazza col cartello ma stai fuori, stai là. Però capite bene che forse, Sindaca Manuscia, è ora che facciate squadra, nel senso, voi avete la fortuna di avere i cittadini dalla vostra parte, che vi hanno eletto e se siete bravi vi rieleggono, perché avete seminato bene. In politica contano i numeri, più numeri hai, più paura fai, questa è la verità, è inutile che ce la giriamo. Allora, è così difficile fare veramente una grande squadra di sindaci che sono i cittadini, loro rappresentano i cittadini, e portare avanti le esigenze del territorio, che sono prima la salute, seconda la casa, perché mi sembra che siano quelle, e terza combattere le fragilità e la povertà, perché guardate che la povertà sta facendo passi da gigante. Voi non avete idea i numeri che abbiamo di gente che non riesce più a sopravvivere,
Non ve lo dicono perché hanno paura di dirlo, perché è un tasto dolente. Per fortuna che ci sono i banchi solidali, le parrocchie, l'associazionismo che cerca, poveretto, di mettere le pezze, vedete le collette che fanno fuori dei supermercati per distribuire. Ma guardate che sono numeri impressionanti. E di cosa si parla? Di cemento, di infrastrutture, di soldi, milioni e milioni di euro che non abbiamo capito se servono o no, perché non l'abbiamo, diminuiamo, abbiamo ancora noi il trasporto su gomma, dove l'Italia è tornata da acque, da porti, da tutto, da ferrovie, ma trasporto su gomma da noi. Capisce il sindaco che la gente non è più stupida, che riesce a fare 1 più 1. Il problema è che se la sanno raccontare bene. Quel signore che mi ha detto: guarda Mirella, che nel tuo percorso troverai pochi volti ma molte maschere, aveva ragione, perché sanno benissimo che la maschera funziona, perché c'è il Mino Vo Combatta, ah che brava persona, perché vanno a simpatie, cioè non c'è niente, vanno che brava persona, ma è proprio bravo. Cosa vuol dire bravo in politica? Sindaca, ce lo spiega lei che fa questo, che cerca di fare, essere brava in politica. Brava vuol dire dare risposte al territorio, a quello che serve. Prego. Ma essere bravi in politica, secondo me, significa tenere insieme 2 aspetti fondamentali. Innanzitutto il quotidiano, quindi le esigenze preminenti della popolazione, che sia la buca, il lampione o i problemi sociali, che come dice lei sono assolutamente dilaganti, cioè noi non abbiamo contezza di quanta povertà ci sia anche in zone che, dati alla mano, quindi la media dell'ISEE, diciamo così, è molto alta, e quindi noi vediamo la media e diciamo vabbè, è un territorio tutto sommato ricco questo, ma la media la fanno sia i picchi alti sia quelli bassi però. Quindi, come dice lei, l'aspetto sociale è assolutamente preminente, almeno per me. E poi, insieme a questo monitoraggio quotidiano della propria comunità, secondo me andrebbe sempre di pari passo anche la visione che si vuole della propria comunità, quindi avere sempre un occhio per il medio e lungo termine, perché non si vive solo del presente, cioè politica, secondo me, significa anche provare a guardare un minimo lontano, altrimenti lasceremo le cose, come dice lei, ai tecnici e ai burocrati, no? Che fanno la determina, mettono giù l'asfalto, riempiono la buca, eccetera. Politica è anche visione, senza far voli pindarici, senza andare a costruire grandi ponti come quello sullo Stretto di Messina, per fare un esempio, però un minimo di visione, di orizzonte, di quello che vuole essere la propria comunità tra 10-15 anni ci vuole. Quindi mettere insieme queste 2 cose è molto difficile, secondo me. Altra cosa difficile è la comunicazione. Lei dice: come mai? Ormai siamo nell'era in cui tutti sono collegati, e invece, proprio perché siamo tutti iperconnessi, secondo me, è ancora più difficile avere un rapporto diretto e umano con i cittadini, perché c'è sempre il numero del sindaco che gira e quindi tutti scrivono su WhatsApp, ci sono le mail, i flussi, le PEC, le telefonate, no? Tutto questo, questa iperconnessione alla fine, secondo me, allontana le istituzioni dalle persone, perché anche quando lei mi diceva perché giustamente la regione è inaccessibile, la provincia, vabbè, le province per come sono fatte adesso sono quasi inutili, perché sappiamo che dopo la del Rio sono davvero zoppe, ma dico in generale, proprio perché c'è la mail facile. Un tempo, no? Bisognava prendere appuntamento, recarsi dal sindaco o dal funzionario, parlare della questione, c'era un verbale, c'era il protocollo, tutte queste ritualità che poi sono saltate perché adesso c'è WhatsApp. Però una persona che riceve mediamente 120 messaggi al giorno, come fa a rispondere a tutti i WhatsApp? Perché l'ha detto lei prima, sindaca, siete diventati burocrati. Questa è la verità.
voi fate la funzione del burocrate, perché dovete leggere, dovete rispondere, stare perciò in ufficio, non potete muovere perché dovete anche rispondere. Così succede al medico che non può andare a visitare, perché solo per fare una ricetta, se il computer si blocca poi non ne parliamo, perché sì, siamo nel 2024, mai voglia, delle volte io mi arrabbio anche in ufficio e dico: ma che Cristo, sto computer va avanti o no? Capite che veramente ci sono dei problemi, non siamo neanche ancora capaci di connettersi, ma cosa stiamo dicendo? Io mi collego con l'Africa, con l'America, e come vedi anche lei la connessione va su e giù, che mi raccomando, mi raccomando il collegamento, fatelo dove siete sicuri, perché veramente è un disastro. Ma di cosa stiamo parlando, sindaca? Non vede come siamo presi? Pubblicità. Siamo col dottor Salvatore Cauchi, segretario provinciale Sindacato Medici Italiani, e l'avvocata Cindy Manusci, sindaca di Pieve di Cadore. Allora, dottor Cauchi, so che lei vuole aggiungere qualcosa proprio in merito a questi medici che non ci sono più, a questi laureandi, a questi specializzandi, a queste persone che hanno nome e cognomi, sia quelli che sono andati in pensione che quelli avrebbero piacere di fare anche il medico, magari senza andare all'estero. Prego, dottor Cauchi. Sì, no, volevo precisare che appunto la carenza dei medici non è che viene da ieri o dall'altro ieri, ha connotazioni diciamo decennali. Lei deve pensare solo che il nostro contratto regionale, cioè dove noi ci interfacciamo con le istituzioni, perché siamo dei liberi professionisti convenzionati, non siamo dipendenti, e risale, si tenga forte, risale al 31 dicembre del 2005. Mamma mia. Quindi ha 19 anni che noi non rinnoviamo il nostro contratto regionale. Regionale. Il nazionale è stato... Allora, siamo indietro di 2 contratti nazionali. C'è stato un contratto nazionale nel 2021 e uno nel 2023, dove dovevano seguire dei contratti regionali, e ancora stiamo aspettando che ci chiamino in regione. Quindi... Il prossimo anno si va anche a votare, perciò aspettate. Buon lavoro e figli maschi, come si diceva questo una volta. Questo è vero, poi si interrompono quando poi cambiano i personaggi, quindi penso che se non si chiude entro aprile del 2025, penso che dovremmo aspettare ancora, perché poi forse cambiano i personaggi politici, quindi i burocrati che devono fare con noi. Poi si parte nel 2026 allora, perché ora che si mette in piedi tutto l'ambaradà. Penso proprio di sì, poi c'è in piedi appunto, quindi questo è stato un progetto secondo me di carenza di medici che risale a tantissimo tempo fa. Lei deve considerare il fatto che per quasi 20 anni i posti per specializzazione in medicina generale in Veneto sono stati 40 l'anno, cioè 40 posti per 5 milioni di abitanti. Noi nel 2008-2009 dicevamo a gran voce alla regione, ma anche al governo, che dopo 20 anni, 15-20 anni, ci sarebbe stata la gobba pensionistica, ma bastava guardare l'età dei medici, cioè il 70% dei medici all'epoca aveva 50, 55 anni, 48, dopo 20 anni ne avrebbe avuto 68, 70, quindi per forza di cose andava in pensione, e non l'hanno mai voluto capire. Fino al 2021 c'erano 40 posti specialità in regione. Cioè pochissimi, di questi 40 che poi vanno a prendere posto, 1 su 3 dopo 6 mesi abbandona. Ma abbandona perché? Perché, come dicevo prima, viene buttato nella mischia con 1800 persone da seguire, burocrazia e quant'altro. Poi la gente che aggredisce, faccio il caso di quella collega di Nervesa che ha tutta la mia solidarietà, che ha detto vado via perché non ce la faccio più. Perché non ce la faceva più. Quello è stato un caso eclatante, ma ogni giorno ce ne sono centinaia. Giovani medici che abbandonano per fare altro, andare all'estero, dove magari sono più considerati, dove dal punto di vista anche, bisogna dirlo, economico sono più considerati, dove c'è un altro rapporto con le persone e con le istituzioni, che qua non ci degnano di uno sguardo, dico io.
E fa bene a dirlo. Allora, Sindaca, come commenta le parole del dottor Cauchi, ma soprattutto io volevo parlare anche con lei, fra poco Milano, Cortina, tutti che si riempiono la bocca, tutti a sciare, tutti a divertirsi, andiamo a vedere cosa costa andare a Cortina, cosa costano le tute, gli sci, ma vai che vai bene. Lei da Pieve di Cadore cosa ci dice? Pieve di Cadore, Cortina, lasciamo perdere Milano, andiamo a Pieve di Cadore. Ma allora, io sono anche consigliera provinciale da qualche mese a questa parte, quindi diciamo che le Olimpiadi le sto seguendo un po' più da vicino, proprio perché molto materiale di Cortina sta arrivando ai tavoli della provincia, che sia urbanistica, che sia i costi di gestione per esempio degli impianti olimpici, eccetera. Se ne sta facendo un gran parlare. Cortina attualmente ha qualcosa come 70 cantieri in atto, è un paese, un comune quasi immobilizzato, direi, proprio dai cantieri, il che ha degli aspetti positivi perché significa che comunque stanno lavorando e si spera arriverà tutto pronto per il 2026, e dei disagi inevitabili perché chiaramente questo ingessa tutto il comune, perché c'è tanta mancanza di parcheggi, si fa fatica con la viabilità, eccetera eccetera. E quello che ha tenuto più banco, diciamo, negli ultimi mesi qua nel Bellunese è stata la diatriba quella sulla pista da bob, cioè in particolare chi pagherà i costi di gestione della pista da bob, perché devi sapere, cara Mirella, che quella pista lì costerà all'anno qualcosa come 1.500.000 per mantenerla, oltre ai costi chiaramente di costruzione. E quindi, essendo una opera voluta anche dal nazionale, soprattutto dal nazionale che la sta anche pagando, eccetera, voluta anche dalla regione, perché più volte il nostro presidente Zaia si è espresso dicendo che quella è un'opera fondamentale per le Olimpiadi, ecco, tutti la vogliono, ma alla fine della fiera, da quanto si è capito, dovranno pagarla per i prossimi 20 anni i bellunesi, perché c'è un accordo che sta girando tra le varie istituzioni del Veneto, tra cui la Regione e la provincia del Belluno e il comune di Cortina, secondo cui quel 1,5 milioni all'anno della pista da bob verrà pagato ogni anno appunto dai fondi di confine, che sono è questo fondo, diciamo, perequativo che da anni ormai sussiste da parte delle province autonome di Trento e Bolzano, in sussidio, in ausilio di quei comuni del Bellunese che confinano con queste due province autonome, ma che chiaramente dispongono di molte meno risorse monetarie rispetto ai comuni invece limitrofi, e quindi è una sorta di appunto fondo perequativo con cui questi comuni al confine con Trentino e Alto Adige fanno degli investimenti a beneficio della comunità, che siano ospedali, scuole, strade, eccetera. Ecco, quindi l'accordo prevede un prelievo da questo fondo per i comuni confinanti, che andrà automaticamente a pagare i costi di gestione della pista da bob e delle altre opere olimpiche, cosa che io trovo iniqua, perché se un fondo è nato per appianare un po' le divergenze economiche tra un territorio e l'altro, significa che quell'altro territorio, cioè il bellunese, ha carenze dal punto di vista economico, e quindi quel fondo va interamente in investimenti e sociale per il bellunese, non deve secondo me andare per bob e quant'altro. Questo è un po', vi aggiorno sul refrain. Forse era meglio se non si aggiornava, forse era meglio se non si aggiornava, perché sentendo queste cifre fanno da rabbrividire, perché vede, se li pagassero coi soldi propri, uno dice vabbè, ma il problema è che poi i soldi deve tirare fuori proprio sempre il cittadino, perché poi anche questi fondi che lei ha spiegato, però da dove provengono? Dalle tasse dei cittadini, questa è la verità. È inutile che ce la giriamo e ce la raccontiamo, e lo trovo veramente una cosa scandalosa. Io poi, che mi occupo di fragilità e di povertà, lei capisce bene che delle volte mi arrabbio molto, perché
non si riesce a venirne fuori, non gliene frega niente della povertà, delle fragilità, del diversamente giovane, proprio del diversamente agile. Ecco, stanno strumentalizzando anche quel poco di buono che c'è, che è il mondo dello sport. Ecco, questo mi dà un fastidio enorme, Sindaco. Guarda, lei non ha idea quanto ribrezzo mi fa questa cosa, perché sono fragili, non si sanno difendere, eppure sono riusciti ad arrivare anche a queste fragilità. Come la vede, dottor Cauchi? Perché sono io che vedo male, storto, e sì che ho gli occhiali anche forti, perché sono occhiali fortissimi, ma vedo storto veramente. Prego, dottor Cauchi. Ma, sulla fragilità, anche qua è veramente una cosa molto critica, perché sta mancando innanzitutto la rete sociale, la rete familiare, che non c'è più da parte delle famiglie. Una volta si tenevano l'anziano in casa perché c'erano le figlie, le nuore, i figli e quant'altro, e facevano da rete, da supporto. Mancando questo, gli anziani si trovano da soli, i disabili si trovano da soli, e non c'è una risposta maggiore da parte del territorio. Diciamo che c'è stato, sì, dal punto di vista così legislativo, devo dire, e anche burocratico, un ampliamento, c'è stata una risposta, però non è seguita dai fatti che sono gli stanziamenti che dovrebbe fare, lo dico qua, la politica verso queste persone, che sono importantissime. Per me dovrebbe essere il primo pensiero per ogni politico, cioè il benessere di questa gente che veramente è al di fuori di tutto, è in balia di tutto. Lei deve considerare anche cose che succedono ogni giorno da noi, che ci chiamino dai reparti dell'ospedale dicendo che dimettono persone, pazienti nostri, con interventi grossi che non hanno a casa nessuno. E dico io, chi se lo prende in carico? Dove vanno? Si dovrebbero attivare i famosi, si chiamano articoli 2, dove ci sono delle RSA che hanno dei posti per queste persone, ma sono sempre pieni, non ci sono. Quindi dove vanno queste persone? Cioè, i comuni, che poi l'assistente sociale, chapeau, che sono veramente persone in gamba da parte degli assistenti, però non hanno risorse. È il sistema che non funziona. Non hanno risorse. È il sistema che non funziona, perché tu puoi essere brava, bella e buona, preparata, ma se non riesci a dare risposta, perché non hai i fondi, perché devi rimanere in ufficio, perché non riesci a fare il giro delle persone che chiedono aiuto, perché c'è la privacy e le associazioni di volontariato non hanno i nomi e cognomi per andare ad assistere la persona, non andiamo da nessuna parte, dottor Cauchi. Abbiamo Maurizio da Conserve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al sindaco, buongiorno al dottore presente in studio. Allora Mirella, abbiamo detto quasi tutto, manca soltanto una cosa. Allora la pista da bob dobbiamo pagarla noi italiani con le nostre tasse, come ha detto anche la sindaco, che la saluto tantissimo. Ecco, però c'è un'altra ciliegina sulla torta, Mirella, molto prelibata, che sarebbe quella del famoso green e tutte queste cose qua. Bisogna portare la caldaia green, la macchina green. E allora io dico, con tutti questi soldi, una famiglia monoreddito, Mirella, e nessuno mi sa rispondere qua, come farà con tutte queste cose qua? Fermati, allora stai incollato alla televisione, perché nella seconda parte avrò Annalisa Corrado collegata da Bruxelles, europarlamentare, ecologia, clima, green economy, agenda 2030. Perciò avrai tutte le risposte, se le darà, perché non so, la vedo anche collegata. Ecco, mi fa anche piacere, grazie veramente grazie di essere qui con noi, perché è un piacere avervi ospite, almeno sappiamo qualcosa, non sappiamo mai niente. Grazie Maurizio, chiudo perché sennò non ce la facciamo, devo chiudere anche con i miei ospiti. Ringrazio veramente anche Annalisa Corrado, che si è già, vedete che bravi sono quelli che sanno veramente cosa vuol dire fare il collegamento, vedete che ci sono nel pezzo, perché loro lo sanno. Allora grazie, però aspettiamo
aspettiamo un momentino solo Corrado, perché voglio salutare i miei ospiti e sentire come ci saluta la sindaca Manusci. Allora, visto che abbiamo questa importante europarlamentare, cosa vorrebbe chiedere, sindaca? Perché non è che sia così facile averle anche così da poter parlare, sentire. Cosa vorrebbe chiedere all'europarlamentare Corrado? Ma io in realtà prenderei spunto da quello che diceva il signore prima e chiederei appunto sulle politiche green dell'Unione Europea, auspicando in realtà il contrario, cioè che ci sia una grande spinta da questo punto di vista e che si prosegua poi nel selciato di quello che si è fatto negli altri anni, perché la grande paura di queste nuove elezioni europee è che una nuova coalizione più tendente a una certa destra, diciamo così, conservatrice, potesse interrompere il cammino del Green New Deal. Sarebbe però auspicabile appunto trovare tutti i modi possibili affinché questa parabola, diciamo che ormai è obbligata, venisse comunicata quanto più possibile alla popolazione, ecco, e mettere appunto insieme gli aspetti green a quelli sociali, che sono sempre preminenti nell'agenda o dovrebbero essere preminenti nell'agenda, in ogni agenda di centro o centrosinistra, ecco. E poi sentiremo cosa risponde Annalisa Corrado. Lei invece, dottor Caucchi, cosa vorrebbe chiedere a Annalisa Corrado, che gentilmente questa mattina è qui con noi? Guardate che non è semplice, eppure chi ci crede, chi ha piacere anche di rapportarsi con le persone, con i cittadini, ecco, sa che è una cosa molto gradita, glielo dico veramente. Prego, dottor Caucchi. Buongiorno. Io chiederei come politico, perché più attenzione verso gli ultimi e verso i fragili, questo è quello che chiedo, molta più attenzione, perché sul territorio veramente sono dimenticati e non c'è la risposta che uno Stato civile nel 2024 dovrebbe dare a questi cittadini. Perché anche il clima può far diventare fragile un territorio, automaticamente le persone, anche la green economy può far diventare fragili. Perciò grazie veramente e andiamo in pubblicità e poi riprendiamo. Il dottor Salvatore Caucchi è rimasto qui perché avere la possibilità di parlare con una europarlamentare non è così semplice, perciò vedete l'importanza di esserci anche per queste figure mediche. Poi vedremo cosa chiederà e cosa risponderà l'onorevole Corrado. Saluto anche Serena Bertolucci, direttore o direttrice del Museo M9 del Novecento a Mestre. Grazie anche lei, dottoressa Bertolucci, grazie di essere qui. E lo dico anche all'onorevole Corrado, sa come si è presentata questa importante direttrice? Come foresta. Una parola che io foresta per scelta, è bellissimo, guardi veramente Bertolucci, lei non sa che piacere mi fa questa mattina sentire questa frase da un'italiana, doc però, sentire io foresta, cosa vuol dire guardi, dottoressa Bertolucci, foresta per lei? Intanto buongiorno a tutti, la particolarità vera è che tra questa regione e la mia regione di origine c'è questa comunità di termine, cioè foresta identifica la stessa cosa in queste due regioni dell'antica tradizione marinara e quindi l'ho trovato molto, molto interessante, no? Io dico sempre una cosa, che se si arriva da lontano, così come dicono gli indiani, è più facile guardare le montagne e quindi è più facile davvero cercare di capire la realtà nella quale ci si immerge, no? Come è stato per me. Secondo me questo vuol dire essere foresta, no? Avere la capacità di avere occhi nuovi e curiosi, sempre.
e nella cultura è necessario, no? Grande direttrice, ma che contenta che sono di averla qui questa mattina. Vedo che anche il dottor Cauchi acconsente e sta dicendo di sì con la testa. Allora sentiamo cosa dice Annalisa Corrado. Lei si sente foresta a Bruxelles? Com'è la situazione? Che aria si respira? Perché quella di Roma ormai abbiamo capito è molto inquinata. A Bruxelles che aria tira in questo momento, onorevole Corrado? Grazie, sentiamo anche cosa risponde alla nostra Serena Bertolucci e questa direttrice che fa capire molte cose con poche parole. Prego. Guardi, intanto grazie di avermi invitata, io sono proprio molto felice di essere qui e di poter avere un po' di tempo con calma per parlare assieme a voi, perché alla fine i tempi della comunicazione sono sempre molto rapidi, ci si riesce a spiegare poco, spesso si litiga pure e quindi insomma alla fine invece la funzione di aiutare le persone a comprendere quello che si sta facendo e con quali obiettivi si sta lavorando è sempre molto difficile. Invece questo è uno spazio tranquillo, sereno, in cui veramente raccontare le cose, quindi grazie, sono io che sono onorata di essere qui. Volevo anche salutare la direttrice del museo perché ci sono stata pochi giorni fa, di fatto, in una visita a Mestre per un festival del giornalismo molto bello ed è un museo meraviglioso che secondo me è troppo poco conosciuto, ma dentro ha delle informazioni sulla nostra storia, sulla nostra attualità che sono preziosissime anche per comprendere molto meglio quello che stiamo attraversando oggi, no? Spesso si dice che cercare di interpretare la realtà di oggi senza capire cosa è successo ieri, l'altro ieri o qualche anno fa vuol dire non avere gli strumenti per capire. Ecco, andare in quel museo là è veramente un tuffo anche molto bello, molto dinamico. Anche chi non ama i musei, secondo me lì ci si trova bene. Quindi fatto bene a dirlo. Grazie mille, proprio bello sentire queste cose perché la nostra lingua, tra le tante europee con le quali lei si confronta, ma anche tra le tante del mondo, è l'unica che ha un'accezione roba da museo come roba triste, brutta e inutile. Siamo gli unici che lo diciamo. No, quindi veramente... Poi è un museo moderno, interattivo, quindi anche chi insomma in questi tempi è abituato ad avere informazioni rapide in successione e quindi fa più fatica magari a concentrarsi su una cosa singola, lì assolutamente l'imbarazzo della scelta, può essere bombardato sensorialmente in tutti i modi. Tra l'altro all'ultimo piano, non so se c'è ancora, qualche giorno fa c'è una bellissima mostra proprio sui cambiamenti climatici, su quello che sta succedendo nel mondo, su quello che viene chiamato l'antropocene, nel senso noi abbiamo fatto talmente tanti danni al nostro pianeta da aver cambiato l'era geologica. Ma dai, ma lo dice davvero, onorevole Corrado? Ma abbiamo fatto tanti danni. Ma sa che non lo sa nessuno che abbiamo fatto tanti danni? Ma sa che non lo sa nessuno? No, ma quel museo è bellissimo perché ci sono delle foto che sono anche artistiche meravigliose in tutto il mondo, che fa vedere anche la dimensione del nostro aver trasformato totalmente dei luoghi che erano meravigliosi. È chiaro che lo sappiamo anche benissimo nel nostro paese, però ogni occasione che c'è secondo me per guardare le cose dall'alto, per vedere no, dottoressa, fa bene a dirlo perché guardi che la popolazione non lo sa. Lo sanno gli addetti ai lavori che continuano anche a sbagliare, basta vedere cosa stiamo andando incontro. Lo sanno i giovani che sono quelli che manifestano nelle piazze, fra poco non lo faranno più perché diventerà reato penale, perciò va in carcere, perciò lo diciamo anche, perciò anche questi ragazzi che fino a ieri si battevano per tutti per far capire l'importanza dell'ambiente, perché il loro futuro è quello. E perciò siamo molto preoccupati, dottoressa Corrado. Com'è la situazione intanto a Bruxelles? Cosa avverrà? Allora, autunno, inverno, siamo molto preoccupati, pochi soldi nelle tasche. Io ho famiglie che veramente con 2 stipendi non ce la fanno neanche a sopravvivere, vengono a prendersi la borsa della spesa, però si continua a parlare di green economy. Spieghi bene cosa vuol dire sta green economy, perché guardi che non lo sappiamo, guardi che non lo sappiamo. Io vada. Rispondo agganciandomi subito
subito alla domanda che ha fatto il dottore accanto a lei, che ringrazio per questa suggestione. Io sono diventata un ecologista in maniera strana, non lo sono diventata perché ero un'appassionata della natura, questo è successo dopo. Io sono diventata ecologista perché avevo una voglia incredibile da ragazza, che non mi è mai passata per fortuna, di fare qualcosa contro le diseguaglianze, di fare qualcosa per le persone più fragili, per gli ultimi del pianeta e del nostro paese, e cercando di capire quali sono le motivazioni per cui queste persone sono state tagliate fuori da un modello di sviluppo che è rapace, che è aggressivo con il nostro territorio, con le persone stesse. Ho scoperto che moltissimi dei motivi per cui esistono queste fragilità sono legate al fatto che questo modello di sviluppo è passato sopra le persone, è passato sopra il pianeta, è passato sopra tutto seguendo i profitti facili. Quindi abbiamo un modello di sviluppo che ha concentrato i profitti e diffuso i danni, no? Quindi tutte le persone, soprattutto gli ultimi e i più fragili, stanno subendo dei danni molto gravi, a partire dal costo delle bollette. Il costo delle bollette, che in questo momento in Italia soprattutto è fuori controllo, dipende da che cosa? Dipende dal fatto che noi siamo troppo dipendenti dal gas, che tra l'altro è anche molto inquinante e tra l'altro contribuisce all'effetto serra, che a sua volta contribuisce ai danni catastrofici che abbiamo visto nel nostro paese, sempre più incessanti e sempre più duri, che fanno perdere moltissime risorse economiche a tutti i settori produttivi e alle persone, che perdono anche le case, che devono ricominciare da capo ogni volta. Ferma, dottoressa, no? Quindi... perché abbiamo Gabriella da Mogliano, perché a me piace interloquire anche da casa, se no cade la linea. Facciamo tutto qui a Sveglia Veneti, onorevole Corrado. Vai Gabriella, veloce. Ok, buongiorno, volevo darle una notizia di un'altra rete, perché il mondo va molto male e ella la fa ben difendere al nostro paese, però c'è anche un'altra persona che difende, e si chiama Maria, dottor Spatalino, sul 170. Ho capito, sì, è vero, e fai bene. Grazie Gabriella. Allora, visto che hai detto anche tu la tua, adesso ritorniamo dall'onorevole Corrado. Prego, onorevole. Allora, quando si parla della green economy come un problema, a me dispiace molto, perché in realtà la green economy, a mio avviso, come avviso di moltissime altre persone molto più autorevoli di me, contiene in sé una soluzione a questo. Allora, dicevamo, le bollette. Le bollette sono così pesanti sia per le famiglie, e lo sappiamo tutti, soprattutto da quando è finito il mercato tutelato e possiamo prendere le bollette solo sul mercato libero, non ce n'è più nessuna che è sotto i prezzi del mercato tutelato. Quindi il mercato libero è impazzito, è fuori controllo, e tra l'altro ci sono delle pratiche molto aggressive, no? Le conosciamo tutti, ti telefonano, ti fanno cambiare l'operatore, ti promettono una cosa, poi in bolletta ne trovi un'altra, le bollette sono incomprensibili, quindi le persone davvero non riescono ad arrivare alla fine del mese perché non riescono a pagare le bollette, e questo è gravissimo. Ma questo succede anche alle piccole e medie imprese, che sono così importanti per il nostro territorio, no? Che smettono di essere competitive perché pagano delle bollette troppo alte. Anche le industrie grandi, è successo pochi giorni fa che una grande industria che si occupa di acciaio abbia dovuto spegnere uno dei macchinari perché l'energia costava talmente tanto che il prezzo di vendita del prodotto non era compatibile con il prezzo di produzione, e questo è gravissimo, no? Vuol dire che il nostro paese sta perdendo competitività industriale, ci stiamo deindustrializzando quando siamo uno dei principali paesi manifatturieri in Europa e anche nel mondo su certi settori, no? Quindi il tema dell'energia è strettamente legato alla green economy, perché noi attraverso le fonti rinnovabili, attraverso l'efficienza energetica, cioè la riduzione dell'energia che serve per fare un processo produttivo, attraverso l'economia circolare, che è quel principio secondo cui le materie che entrano nel ciclo produttivo devono poter restare il più a lungo possibile, trasformandosi, diventando nuove materie, senza chiedere materie vergini al nostro pianeta, che tra l'altro costano molto di più. Sono tutti strumenti che, guarda caso, da una parte ci aiutano a combattere la crisi climatica e dall'altra ci aiutano a battere le bollette, a battere i costi delle nostre produzioni e a recuperare competitività.
Quindi la green economy non è un nemico, la green economy è un alleato. Anche quando si parla dei costi delle pompe di calore, dei costi delle auto elettriche, allora noi dobbiamo fare in modo, e dall'Europa questo dobbiamo fare, dobbiamo costruire degli strumenti che arrivino ai territori, che arrivino alle persone, per potersi permettere di accedere a tecnologie che poi gli consentono di azzerare tante volte quelle bollette. Chi è riuscito ad accedere al super bonus, per esempio il 110%, e ha in casa una pompa di calore con un pannello fotovoltaico sul tetto, lo sa benissimo che cosa significa non avere più il problema delle bollette, assolutamente. E con il caldo che ha fatto in questi eventi estremi, in questa estate tropicale, chi aveva la pompa di calore e chi poteva accenderla perché non pagava una bolletta esorbitante, è stato meglio con la salute. Noi abbiamo avuto, il medico lo potrà confermare, ogni estate purtroppo a causa della crisi climatica abbiamo emergenze in ogni pronto soccorso per malori, per persone soprattutto fragili, soprattutto anziane, che si sentono male per un caldo insopportabile, al di là delle alluvioni, parlo di un altro tipo di problema. E chiaramente chi ha una casa infrastrutturata e può accendere l'aria condizionata sta al sicuro. Chi non ce l'ha e magari vive in una casa fatta male negli anni 70 che è bollente di estate e freddissima d'inverno, ha problemi di salute. Noi abbiamo morti in Italia, contiamo migliaia di morti per le ondate di calore, per malori che in queste estati tropicali diventano terribili. Insomma, diventa un problema sociale. Quindi il Green Deal non è obbligare i cittadini a fare delle spese, il Green Deal è aiutare i cittadini a rendere le loro vite più sane, più salubri, avere le migliori tecnologie. Anche se non dottoressa Corrado, lei parla bene, onorevole, la chiamo dottoressa perché... Mi chiami come vuoi. Sì, perché io sto onorevole, ecco, dottoressa, c'è un problema, che non abbiamo il controllo, non c'è controllo su quello che facciamo. Siamo in balia dei caimani, dottoressa, di persone che aprono queste attività dalla sera alla mattina, si prendono i soldi e spariscono. La legge glielo consente, basta andare alla Camera di Commercio, in poco tempo tu ti apri l'attività, non sanno neanche chi sei. Persone che sono allo stremo delle forze, hanno mangiato tutti i loro averi per difendersi, non hanno più niente, non hanno neppure più la casa. Allora lei capisce, dottoressa, che lei sta parlando bene, sta spiegando veramente bene anche cosa voglio dire queste parole che poco spiegano, perché è facile, ecco, per i tecnici, ma per a casa le persone non sanno. Il problema è che non abbiamo il controllo, dottor, non sappiamo. Adesso ci mancava anche sapere che i cappotti possono funzionare e anche no, perché bisogna vedere che materiale hanno usato. Chi è che ha controllato? Queste persone, noi siamo persone che si fidano purtroppo, è un paese che si fida da nord a sud, a est a ovest, ma i controlli, dottoressa, quelli ci mettono con le spalle al muro, perché una volta che abbiamo preso la fregatura, e basta vedere anche con le inondazioni che ci sono state, perché non c'è stata fatta la prevenzione, che è quella che salva. Queste famiglie a chi andranno a chiedere il supporto? A chi, dottoressa? Il green, il clima, cosa vuol dire per queste alluvioni che ci sono ormai? Perché abbiamo cementificato qui da noi poi tutto, l'acqua non sa più dove andare. Prego, poi onorevole, poi andiamo anche dalla dottoressa Bertolucci. Guardi, questo è un problema gravissimo, è il motivo tra l'altro per cui personalmente a un certo punto della mia vita, occupandomi di tecnologie pulite, di tutte le cose che abbiamo detto prima, mi sono detta: qui se non ci si mette la politica a fare sul serio su queste cose, se non si riesce a fare un discorso sistemico, un discorso strategico nel paese, non andiamo da nessuna parte. È proprio il motivo per cui, oltre al lavoro, ho cominciato anche a fare l'attivista tanti anni fa, no? A cercare di spingere verso le soluzioni che esistono e che possono proprio contrastare questi fenomeni di cui lei parla. Allora, perché quando c'è un'importante possibilità, un incentivo, arriva quello che dice lei, cioè delle aziende che compaiono, scompaiono, truffano, eccetera? Perché purtroppo non c'è una pianificazione strategica. Nel nostro paese non si fa strategia industriale, non si fa pianificazione di come queste tecnologie, come questi incentivi devono cadere a terra, e purtroppo molto spesso sono delle finestre che si aprono e si chiudono, esattamente come è successo per il super bonus,
bonus, e in mezzo rimangono schiacciate tantissime brave persone, ma me lo faccia dire anche tantissime brave aziende che subiscono invece la presenza degli speculatori, e anche loro vanno in difficoltà quando invece avevano tutte le intenzioni, tutte le capacità e tutte le potenzialità per lavorare per bene. Quindi il fatto di aprire e chiudere strumenti di incentivazione che hanno magari un importante valore ma che sono poi realizzati male dal punto di vista delle tempistiche, della difficoltà, della burocrazia, della possibilità di essere effettivamente controllati, è un danno per tutti, è un danno appunto per le persone, per le aziende e per tutto il sistema paese. Finché noi non prenderemo sul serio questa cosa, finché noi non faremo delle strategie di medio e lungo periodo e queste strategie poi diventano pianificazione territoriale, coinvolgimento delle aziende e dei cittadini, noi purtroppo andremo sempre incontro a questo tipo di problemi. Quindi questo è sicuramente un tema fondamentale. E poi l'altra cosa che mi sta molto a cuore e che è davvero ho avuto l'onore di parlarne anche nella plenaria di Strasburgo la settimana scorsa, e veramente più che onorevole sono onorata di questa cosa, perché portare queste istanze per cui combatto da tutta una vita al massimo livello istituzionale europeo è stato veramente un onore. Noi dobbiamo tenere insieme le due cose per sconfiggere la crisi climatica. Da una parte quella che viene chiamata la mitigazione, cioè che cos'è la mitigazione? Qual è la causa della crisi climatica? La causa della crisi climatica è l'eccesso di CO2, di anidride carbonica, che il genere umano ha sparato negli ultimi decenni bruciando i combustibili fossili, carbone, petrolio e gas. Questa roba ha creato una coperta, un cappotto all'intero pianeta che riceve l'energia del sole ma non riesce a rilasciarla verso l'esterno, e quindi cosa succede? Si riscalda, il famoso effetto serra è questa roba qua, e riscaldandosi purtroppo si alterano i cicli che abbiamo conosciuto fino a questo momento nel pianeta, che erano quelli che avevano fatto prosperare il genere umano in qualche modo, e alterandosi questi cicli noi siamo esposti a eventi estremi nel caldo, nel freddo, nel gelo, nell'aridità, nella siccità, che sono inediti, totalmente inediti. Quindi questo significa che se noi non rallentiamo questo fenomeno, poi anche se lavoriamo per bene sui territori, cosa che dobbiamo fare assolutamente, ma se noi non rallentiamo la causa di questi fenomeni, tutto quello che possiamo fare diventa inutile. Ma scusi onorevole, ma allora me le tira fuori proprio le parole. Ma e le guerre dove le mettiamo, dottoressa? Io ieri ho avuto una scrittrice, ha detto: in Sardegna abbiamo una fabbrica di bombe che sta sfornando non so quante bombe al giorno per la richiesta che ha. Prima si era un po' fermata e adesso con dei numeri incredibili. Una persona molto documentata, onorevole. Allora ha detto, nessuno ci dice cosa succede al clima con queste guerre, con queste esplosioni. Nessuno dice niente. Ma perché nessuno ci informa sulla pericolosità di questo clima che arriverà? Perché il cambiamento è dovuto anche a queste guerre. Il cambiamento è dovuto anche a questo. È inutile che io mi metta a posto se poi veramente a pochi passi da casa c'è l'inferno con queste micidiali bombe, perché qua addirittura si parla di bombe nucleari, ci rendiamo conto a che punto stiamo arrivando. Capisci che facciamo è difficile capire dove qualcuno vuole andare a parare. Allora noi dobbiamo fare i bravi, comportarci bene, mettere la casa. Poi ti arriva un missiletto buttato là per caso, ciao, ciao. Nadia, poi sentiamo l'onorevole, poi vorrei anche sentire la direttrice Bertolucci, perché veramente che clima c'è anche a livello culturale, dottoressa Bertolucci, perché anche questo è interessante. Vai Nadia, veloce, grazie. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire all'onorevole, con quali soldi, con 1.000 euro di pensione, possiamo fare la casa green? Allora, o che mangiamo o che mettiamo a posto la casa. La casa mia mi va bene così. Perché mi fanno dire che devo mettere a posto la mia casa. Ma guardi, dottoressa, ho qui la fattura davanti, 216 euro di luce. La bolletta. La bolletta. Sì. Ma e non ho attaccato il condizionatore.
non ho fatto niente. Ma allora queste cose, ma signora cara, siamo pensionati, la casa ce l'abbiamo fatta noi, dovete incentivare. Ho chiesto il 110, mi sono rifiutata per la burocrazia. Bisogna dare a chi ha bisogno, non a chi si è messo a posto il condominio. Forse ascoltare, grazie Nadia, la dottoressa ha capito, l'onorevole ha capito benissimo. Dire chi ha bisogno. Nadia ha capito benissimo l'onorevole perché è sul pezzo, perciò sa di cosa ha parlato Nadia, molto semplicemente e chiaramente bisogna capire anche dove vanno poi questi fondi, questi soldi. Prima di andare ancora dall'onorevole, però vorrei sentire anche Serena Bertolucci, perché questa ora corre come impazzita, ecco, però è importante capire, ecco, la cultura. Io ci tengo tantissimo, direttrice, a capire l'importanza che abbiamo qui a 2 passi da casa. Se lei va a Mestre, quanti mestrini non sanno che c'è questo museo? Glielo posso garantire, direttrice. Perché? Perché anche lei non ha la giusta quantità di fondi per fare queste comunicazioni importanti, che vuol dire marketing, vuol dire informare, vuol dire far partecipare. Ci vogliono persone, bisogna pagarle, bisogna informare anche in una maniera corretta, in una maniera con strumenti anche che costano. Ecco, com'è la situazione vista proprio dal suo punto di vista? Perché giri da nord a sud, est a ovest, i problemi sono quelli, è inutile che ce la giriamo. Prego, direttrice. Mi fa piacere parlare proprio all'interno di questa conversazione, no? Perché qualche volta si pensa che la cultura sia evitabile, no? Se si devono tagliare dei fondi, li si tagliano alla cultura. In realtà noi siamo un pezzo di questi processi di cui si parlava, no? Devo dire che in realtà la realtà di M9 sta entrando nel cuore delle persone, nel cuore dei mestrini, facendo un tipo di comunicazione che io chiamo amichevole. Cioè abbiamo aperto le porte, ci siamo messi a disposizione anche con delle iniziative che sono dedicate proprio a chi magari non ha la possibilità di investire nella cultura, a sentire, no, questi discorsi della difficoltà. Per esempio noi domenica, che è la festa patronale, facciamo entrare gratuitamente, proprio dedicata ai mestrini. Ma questo perché? Perché credo che a noi tocchi la responsabilità di formare le persone di domani. No? E quindi anche di formare i governanti, e quindi anche di condividere informazioni. Fortunatamente noi possiamo fare una cosa rispetto a molti altri, cioè spiegare le cose. Questa necessità che lei continua giustamente a rimarcare, no? Ma come facciamo noi a capire? Ecco, i luoghi come il nostro aiutano a capire, lo fanno con parole semplici, il più semplice possibile, in modo che tutti capiscano. La mostra di cui parlava la dottoressa è una mostra molto interessante perché all'inizio fa vedere una cosa bella, cioè tu resti rapito da un'immagine bella e poi capisci che in realtà è un fatto grave, e questo meccanismo, per noi che scatena curiosità, è il meccanismo sul quale andiamo a lavorare, a raccontare e a spiegare. E mi fa anche piacere prendere spunto dalla telefonata della persona precedente, no? di questa Nadia, di questa terza età che è così importante, no? per il nostro paese. Noi ci dedichiamo anche a loro in un modo in cui loro possono comprendere. Faccio un esempio: quest'estate abbiamo fatto delle iniziative proprio perché noi siamo un luogo fresco, per consentire alle persone di stare al fresco. Noi siamo un museo moderno che fortunatamente rispetto ai nostri colleghi ha delle possibilità maggiori rispetto al risparmio energetico, alla produzione di energia e tutto il resto, quindi riusciamo anche a garantire cose che differentemente non sono possibili. Ecco, a me piacerebbe, io guardi, ho questo sogno, cioè che il museo fosse davvero un punto di riferimento per la comunità. Ma che belle queste parole. Dopo le dico una cosa, direttrice, però prima abbiamo Franca proprio da Mestre. Vai Franca. Sì, pronto, buongiorno. Sono Franca. Io mi sono posta una domanda. Io ho un appartamento mio più la casa di mia mamma che mi è rimasta perché la mamma è mancata. Logicamente io non ho soldi né
per ristrutturare la mia casa, che tra l'altro è una bella casa, normalissima, né per ristrutturare la casa di mia mamma. Cosa significa? Che verrà una buona multinazionale e per niente mi comprerà le mie case e io dovrò andare in affitto con problemi per pagare. Però soprattutto sono appena rientrata dalla Francia. In Francia ho visto tantissime case messe male, fili della luce che pendono, vetri senza vetrocamera, cioè situazioni che veramente qua a Mestre non ci sono. E per esempio anche andando nelle toilette pubbliche non ci sono i water per gli handicappati, ci sono quelli vecchi che avevamo noi. Allora mi chiedo, o per esempio anche aggiungendo, ci sono le persone che tiravano il carrettino aperto con il diametro di ruote di 10 centimetri con 50 baguette dentro all'aperto, tra l'altro giornata anche un po' piovosa. E quindi mi dico, tutte queste regole valgono solo per l'Italia? Per la Francia non esistono. Grazie Franca, corriamo perché il tempo è tiranno, ma sei stata molto chiara. Però io volevo, prima di rispondere a Franca e poi volevo sentire anche il dottor Cauchi, però volevo dire una cosa alla direttrice Bertolucci. Sa direttrice, io sono anni che dico nella mia trasmissione che questi diversamente giovani che sono nelle RSA, che sono a casa da soli, sono persone che avrebbero anche piacere di uscire, di vedere, devono essere assolutamente portate in questi musei, in queste bellezze che abbiamo la fortuna di avere nel territorio, nei teatri, aprirli anche al pomeriggio, dove queste persone veramente per loro è staccare la spina. Ma sa che fatica? Allora, sa cosa ho fatto? Ne ho portato 250 a vedere tutti i musei civici di Venezia, di Mestre. Siamo stati ricevute, grazie anche al dottor Henry, alla Fenice e li ho fatti visitare. E ho messo diversamente agili, diversamente giovani, studenti. Abbiamo pagato noi, dottoressa, col 5 per 1000 perché nessuno ha capito l'importanza di questa gita, perciò te la fai e te la godi, ma me la sono anche goduta, perché se la sono goduta loro. Lei vedesse, un mese fa li ho portati alla Gipsoteca proprio a vedere questa bellissima visita che abbiamo fatto alla casa del Canova a Possagno. Verrò anche da lei, glielo prometto direttrice, li porterò anche là. Ma lei non ha idea quanti palletti, perché non vogliono ascoltare, direttrice, vogliono tenere chiuso, fermo, lei fa bene, perché solo facendo gratuitamente lei riuscirà a spiegare e capire l'importanza anche di questo museo. Perché una volta nei teatri andava il popolo, erano pieni perché il popolo partecipava, ascoltava, imparava le opere. Capisce, direttrice, che abbiamo chiuso tutto, eppure abbiamo un mondo del volontariato che aiuterebbe. Invece divisi anche là, campanili, lo dico anche all'onorevole, queste cose, campanili dappertutto. E chi ne soffre? Le fragilità che non sanno difendersi, perché non c'è nessuno che le difende. Io ho la privacy, onorevole, e se le famiglie non mi firmano, i genitori, io non posso portare il ragazzo a vedere queste bellezze. E il primo colpevole è il genitore, perché ha paura, è lui che fa sentire disabile questo ragazzo. Però l'informazione non arriva perché gli addetti ai lavori non sono competenti ed è un lavoro informare. Capisce perché mi arrabbio, onorevole? Quante cose potremmo sapere che non ci dicono? E quanta fatica faccio a farvi venire in trasmissione, perché non lei naturalmente, ma sono tutti impegnati, oppure come diceva il dottor Cauchi, non vogliono il contraddittorio, perché il contraddittorio fa paura, perché le persone come Nadia, Graziella, Luciano, Rinaldo dicono che sono quelli che vivono. Dottor Cauchi, poi passiamo all'onorevole, cosa vuole dire? Perché vuole sentire anche lei? Certo, ringrazio l'onorevole per quello che ha detto. Effettivamente l'ambiente e salute sono due cose inscindibili. E purtroppo nelle zone in cui viviamo noi, la pianura padana, è dal punto di vista così geografico, geologico molto sfortunata.
in quanto c'è poco ricambio di aria, eccetera. Io una volta sono andato a un convegno di medici per l'ambiente e ci hanno fatto vedere una foto dell'Europa. Le 2 zone più inquinate d'Europa, indovini qual erano? Pianura Padana e la Ruhr in Germania. Il resto no. Però perché? Perché qua da noi c'è purtroppo questa, diciamo, catino, è un catino dove il ricambio non c'è, gli inquinanti rimangono, e questo incide moltissimo sulla salute dei cittadini, dei pazienti, perché aumentano le malattie respiratorie, aumentano i disagi proprio sull'acqua. Un'altra cosa, ho seguito una volta un altro convegno sull'acqua, fino a 20 metri, lo sa quanti pesticidi ci sono nell'acqua? Sì, certo. 220 inquinanti, che sono tutti più o meno dannosi per la salute, alcuni gravi. Ho avuto la fortuna di avere i medici per l'ambiente, perché qualcosa ho imparato. Vado a scuola ogni tanto, vado a scuola. Sentiamo l'onorevole come commenta e poi andiamo anche dalla direttrice Bertolucci. Prego, onorevole. Allora, intanto volevo proporre che andiamo tutti insieme al Museo di Mestre M9. Bravissima, brava onorevole, brava. Anche... Però mettete i soldi voi, io non li metto più, onorevole, stavolta mettete i soldi voi. No, gratis, ma è giusto anche pagare un qualcosa, perché questo gratis delle volte non va proprio bene, poveretti, con quello che cercano di fare. Prego, onorevole. Però secondo me fare un evento anche, come dice lei giustamente, cioè di queste cose non si parla mai abbastanza, no? Quindi ci prendiamo un po' di tempo, facciamo un evento culturale, anche col contraddittorio ovviamente, perché quando la politica si dimentica che deve essere al servizio dei cittadini, anche di quelli giustamente arrabbiati, fa un danno veramente grave a tutto, anche al rapporto tra cittadinanza e politica, e poi questo è il motivo per cui il 50% delle persone non votano più, perché non si fidano della politica, no? E quindi finché noi abbiamo questa situazione non andiamo veramente da nessuna parte. E allora abbiamo tirato fuori talmente tanti temi che non so esattamente... Vede come funziona a Sveglia Veneti, così. Come? Funziona così a Sveglia Veneti, tanti temi. E bisogna che torno presto, così continuiamo a parlare di tutto quanto. No, la questione della salute è fondamentale. Qui in Europa c'è un lavoro importantissimo che si chiama One Health, una salute, perché significa che non esiste la salute di una persona senza la salute del territorio, senza la salute degli animali, dell'ecosistema. Cioè noi siamo parte di un tutt'uno. È inutile che continuiamo a considerare il pianeta un bancomat rotto da cui possiamo tirare fuori risorse all'infinito. Siamo parte della stessa casa, e quindi se l'aria è inquinata, se l'acqua è inquinata, come purtroppo in Veneto succede tantissimo per causa dell'inquinamento da PFAS, no? Che è veramente un inquinante gravissimo, se l'aria che respiriamo ci ammala, se i cambiamenti climatici ci mettono appunto di fronte a condizioni estreme. L'avete visto tutti, le estati stanno diventando insopportabili molto spesso, ci sono giornate, settimane in cui la temperatura non si abbassa nemmeno la notte, rimane sopra i 26 gradi, e questo significa che tutti i nostri organismi, che tutto l'ecosistema è fortemente compromesso. E quindi ancora la salute, parliamo di numeri importantissimi, cioè i morti in Italia soltanto per la qualità dell'aria sono 60.000 ogni anno, persone che perdono la vita prematuramente a causa dell'insalubrità dei luoghi in cui vivono. Questo è gravissimo. Quello che diceva prima il dottore è verissimo, però nella Ruhr hanno fatto un processo di riqualificazione incredibile, per cui da una delle zone più industrializzate della Germania è diventato un luogo in cui invece si è dimostrato quanto si può tornare indietro da quel tipo di sviluppo così aggressivo, no? Quindi noi ci sono cose che possiamo fare, ma finché non ci decidiamo a fare sul serio non riusciamo a fare. Questo è purtroppo l'evidenza, perché è vero che la transizione è una cosa complessa, ma quando uno deve affrontare una cosa complessa, qual è lo strumento da utilizzare? Iniziare subito con una strategia, non dire è troppo complicato, lo faccio domani, lo faccio dopodomani. Scusi onorevole, guardi che qui vicino al Friuli, tra il Veneto e il Friuli, cadranno 9 ponti perché stanno facendo la terza corsia, perciò
sono da abbattere 9 cavalcavia, ne hanno battuto solo 2 perché è così, perciò ce ne sono altri 9 da abbattere per fare la terza corsia. No, glielo dico se magari non lo sa, perché molte risorse sono impegnate in queste cose, capisce? Che parliamo di green, io vedo continuamente cemento, allora direttrice, come commenta anche le parole che ho detto prima, portare queste meraviglie a teatro, ai musei, a valersi del mondo del volontariato, e invece tutti facciamo tutto e il cane di 7 padroni muore di fame. Prego, dottoressa Bortolucci. Stiamo parlando di salute e non dobbiamo dimenticare, secondo me, che esiste anche un altro tipo di benessere che è necessario, e cioè quello del nostro spirito, no? E io dico sempre che noi musei siamo le beauty farm dell'anima. È vero. Cioè in questo momento ci sono problemi enormi che riguardano anche e soprattutto la terza età di cui parlavamo prima, ma anche i ragazzi, la solitudine per esempio. Un disagio psicologico. Ecco, secondo me noi possiamo fare la nostra parte anche in questo, cioè noi possiamo essere veicoli di salute. A me piacerebbe tantissimo che in farmacia si potessero vendere i biglietti dei musei. Io la troverei un'idea fantastica, oppure che i medici, se ritengono, potessero prescrivere anche delle attività culturali per stare meglio. Credo che se noi tutti insieme, secondo quello che facciamo, secondo le nostre capacità, competenze, chi politica, chi medica, chi come me prova a lavorare nella cultura, creassimo un sistema che fosse a protezione delle persone, a protezione dei cittadini, lavorando insieme, io credo che piccoli passi si potrebbero fare. Esistono dei macro problemi che sono nelle mani dei decisori, che noi possiamo con attenzione sollecitare, formare le coscienze, ma c'è anche tutta una parte di micro problemi che secondo me, se davvero tutti noi lavorassimo convintamente, potremo risolvere. Sai, io mi chiamo Serena, per statuto sono ottimista. Il mio bambino, che se sa che lo chiamo bambino mi uccide perché ha 15 anni, ha creato un hashtag, che sono quei nomi che si mettono sui social, per me, che è direttore felice. E lo trovo proprio bello, perché se noi davvero ci occupassimo anche del benessere delle persone per quel poco che possiamo, tutti insieme, no? Come diceva Madre Teresa di Calcutta, sono le gocce che fanno il mare. Non dobbiamo avere paura di impegnarci in un sistema attivo. Ecco perché sono molto felice di essere maestra e di fare questo lavoro in un museo che ha tantissime possibilità in questo senso. Grazie veramente, dottoressa Bertolucci, per le parole che usa e fa capire che ci vuole un po' di buonsenso. Abbiamo gli strumenti, li abbiamo i giovani. Ecco, ad esempio dalla dottoressa Bertolucci manderei le baby gang, invece di venire a fare consegnare la borsa della spesa, fare un bel percorso con la dottoressa Bertolucci, volontariato puro. So che si fa qualcosa, finalmente qualcuno ha capito, ma non abbastanza di quello che si potrebbe fare, dottoressa, con questi ragazzi, perché sono pochi che stanno facendo del male a tanti, perciò dobbiamo toglierli e fargli fare dei percorsi culturali importanti. E guardate che poi tutto sommato non sono così pericolosi come sembrano quando sono in gruppo. Cerchiamo di capire, lo dico anche all'onorevole, che forse assieme, come dice la direttrice Bertolucci, possiamo salvare anche questi ragazzi, perché hanno perso il lume della ragione, ma non per colpa loro, perché qualcuno non ha ascoltato prima e non ha fatto prevenzione anche con queste persone. Paola da Campo San Piero, veloce Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti. Volevo dire una cosa, visto che sei un medico, che è un politico del Partito Democratico. Allora, adesso c'è dell'autonomia, il referendum, eccetera, queste cose qua che se ne parla da tanti anni. Basta andare nei nostri ospedali, parlo di qua in Veneto, e ci ho anche lavorato perché sono un ex operatore sociosanitario, e viene da tutta Italia qua, viene dal Friuli, dall'Umbria, dal Meridione, e viene a curarsi qua. Io non ho mai detto a queste persone, le case vostre, però ci devono dare
un aiuto anche a noi qua. Perché io non so la legge come è fatta, se è fatta bene, se è fatta male, perché non so né avvocato né come si dice, né giudice né coso, non ho questa, non posso capire bene questo. Peccato, però, Paola, ti sei persa una puntata di Sveglia Venti che abbiamo parlato di queste, perché la pagano anche se vengono a curarsi qua, non è che vengono qua. Paola, devo chiudere, se no non ce la faccio, scusami, ma sei stata chiara, vai tranquilla, ci risentiremo, però la pagano, non è che vengono qua gratis, anche se si curano qua è pagato. Prego, dottor Cauchi. Sì, appunto volevo rispondere dicendo che effettivamente c'è tanto turismo, tra virgolette, sanitario da parte delle regioni del sud verso il nord, Lombardia in special modo, ma anche in Veneto, dove però le regioni del sud pagano profumatamente ogni prestazione che la regione qui fa. Ecco, questo è. No, è giusto anche chiarire quanto è importante anche dare le informazioni corrette, perché sennò sembra che vengono qua gratuitamente, che non paghino niente. No. Hai fatto bene, Paola, a dirlo. Allora so che la dottoressa Bertolucci stava aggiungendo qualcosa, poi l'ho interrotta. Prego, dottoressa. No, mi veniva in mente invece una cosa, che il motivo per cui io sono a Mestre, ho scelto di lavorare a Mestre, è proprio perché mi piacciono moltissimo i progetti che si occupano di risvegli e di rinascite. E quindi quando c'è stata l'opportunità di venire qui l'ho fatto anche per quella cosa che diceva lei, no? Per quei problemi giovanili. Nel mio passato l'ho già fatto, noi qui abbiamo già iniziato a fare dei programmi anche attraverso gli street artist, e ne voglio ricordare uno che si chiamava Sei arte, sei parte. Semplicemente che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi facciamo capire ai ragazzi il senso di bellezza, c'è stata una foto molto famosa che inquadrava le famose vele di Scampia, che sono questa Scampia, un quartiere di Napoli periferico, insomma, che purtroppo è tristemente famoso per la criminalità. Ecco, ci fu un giorno qualcuno che li sottoscrisse: dateci un museo. Ma voleva dire dateci qualcosa di bello. Credo che ci sia un diritto alla bellezza per tutti e credo che la bellezza possa cambiarci. Io non so se, come dicono tutti, la bellezza ci salverà, ma so che è il momento che noi facciamo il contrario, cioè che dobbiamo salvare la bellezza, cioè essere parte, quindi attraverso l'ambiente, attraverso il recupero dei giovani che sono bellezza e che hanno necessità, attraverso la democratizzazione dei musei, insomma tante cose da fare, no? E credo che questi luoghi siano davvero importanti per prendersi carico ed essere capofila a livello nazionale di queste imprese. Mestre ha tutte le caratteristiche e le possibilità per farlo, quindi io ci credo moltissimo. Allora, onorevole, molto importante quello che ha detto la direttrice Bertolucci. Allora dateci bellezza, onorevoli italiani, da Bruxelles portate a casa bellezza, per cortesia. Date speranza a questa gioventù che non sa più come gridare questo grido di aiuto. Sta diventando aggressiva, perché quello che vediamo anche in Parlamento, ecco, è da rabbrividire. Ecco, voi dovete fare delle leggi che proibiscano di fare queste cose quando si rappresenta il paese, indipendentemente da quale politica sei. Non si può nel centro, dove ci dovrebbe essere il massimo della moralità, dell'etica, vedere queste cose. Questi sono padri di famiglia, sono genitori, sono mariti. È impossibile, dovete muovervi anche in questo per la sicurezza del paese. Anche questa è sicurezza e non è di sicuro bellezza. Questa è la politica che vediamo. Poi ci lamentiamo delle baby gang. Onorevole, prego, risponda come vuole, dove vuole e chi vuole. No, io torno su quello che ha detto lei all'inizio, che ho trovato molto giusto. Io sono molto preoccupata per questo disegno di legge sulla sicurezza, perché, come diceva lei giustamente, è un disegno punitivo, è un disegno che trova nuovi reati, alza i livelli di punizione dei reati esistenti, addirittura arrivando a cose gravissime, ma soprattutto reprime il dissenso, reprime il disagio, reprime la possibilità delle persone di manifestare liberamente anche la propria paura, le proprie speranze. Cioè, i giovani non hanno mai smesso di dire che volevano
che facessimo più sul serio con le politiche climatiche, per esempio, no? Per salvare il loro futuro e il nostro presente, direi, perché come abbiamo visto ormai la crisi climatica è presente, non è solo futuro. I giovani che chiedevano la pace su Gaza, il cessate il fuoco, la guerra in Ucraina, i giovani che chiedevano risposte alla politica hanno ricevuto manganellate, hanno ricevuto l'inasprimento delle pene per manifestare le loro idee. E allora come si fa a chiudere quelle sacche di disagio di cui lei parlava prima, che poi creano mostri? Il disagio, la divisione, soffiare sull'odio, trovare dei nemici è sempre pericolosissimo per la società tutta. Noi per essere sicuri dobbiamo essere sereni fra di noi, dobbiamo creare una società inclusiva in cui lui... Sì, però mi scusi onorevole, non è che anche la sinistra sia andata a spasso su queste cose, perché è facile fare passare il cerino, ma la prevenzione si doveva fare tanti anni fa, è facile lamentarsi adesso, ma tutti sono stati al governo e nessuno ha preso in mano questa situazione. Noi ci ritroviamo con giovani soli, diversamente giovani soli, abbandonati. Capisce che è facile dire ma cosa si è fatto fino adesso, perché io capisco tutto, però nessuno ha messo il dito nella piaga quando si doveva mettere e si doveva fare prevenzione. Cosa dice dottor Cauchi? Assolutamente vero, sono tantissimi anni che questo problema che interessa una grandissima parte della nostra società e dei nostri anziani, che sono il nostro passato e anche il nostro futuro per i nostri nipoti. I suicidi dei giovani, dottor Cauchi, i suicidi, certo, sì. I malati mentali. Sì, quindi non c'è una rete che li supporta, anche per dire sul territorio ci sono i centri di salute mentale, i CSM, che non ci sono, ci mancano medici, manca personale, manca operatori per seguire questi giovani fragili, anche quando hanno patologie da poter seguire e da non lasciare da soli. E li troviamo per strada e poi ci cade il morto, allora ci accorgiamo che forse quella persona doveva essere messa in un istituto dove veniva curata. Magari seguito anche al domicilio, così. Sì, ciao dottor Cauci. Ma ciao. Era la legge sì. del Allora 1980. Onorevole, pensi che io sto seguendo un caso di una mamma che ha perso un figlio e l'altro è vegetale da 40 anni, lei in sedia a rotelle, con problemi gravi, non vuole abbandonare questo figlio perché dice finché avrò vita avrò speranza di accarezzarlo e di vederlo, abbandonata da tutti. Sono andata dappertutto, adesso ho un avvocato che sta seguendo la causa, un sindaco che dice ho fatto tutto, e lei si ritrova che se la canonica non gli dava 2 stanze non avrebbe saputo dove andare, perché hanno fregato anche il figlio e gli hanno portato via la casa. Capisce che non neppure i servizi a queste persone ci sono. Ma di cosa parliamo, onorevole? I servizi alla persona. Stiamo parlando di un ragazzo che vive con questa mamma in sedia a rotelle e dobbiamo prendere noi il materasso, un'associazione di volontariato, perché la mamma pubblicamente l'ha detto, ha procurato questo materasso che non arrivava. Ma di cosa? Ma in Europa si parla delle fragilità gravi, ma si parla di questo, veramente di questo aiuto alle famiglie che non ce la fanno più, sia coi minori che coi nonni, ma se vanno a lavorare a chi lasciano, badanti in nero, un numero incredibile di badanti in nero. Onorevoli, dovete prendere in mano la situazione, guardate che vi sta sfuggendo di mano forse. Prego. Guardi, qui in Europa, proprio sulla nuova maggioranza del Parlamento che si è insediata lo scorso luglio, noi come gruppo dei socialisti, insieme al gruppo dei Verdi, insieme ad altre forze che compongono questa maggioranza, abbiamo proprio spinto tantissimo perché ci siano dei fondi per la coesione sociale, dei fondi per l'inclusione, dei fondi che poi possano aiutare le nazioni a gestire il welfare, cioè a non far ricadere sulle famiglie la necessità della cura. E poi diciamocelo, famiglie ricadono sempre sulle donne, no? Le donne che si devono occupare dei figli, le donne che si devono occupare delle persone più anziane, e questo taglia fuori anche le donne dal mondo del lavoro, dalla capacità di avere una professione e anche un'indipendenza economica che poi invece è fondamentale. Quindi tutto si tiene, tutto si
si incastra malamente. Io sono d'accordo che questi sono problemi enormi, però se posso, alcuni di noi hanno iniziato a fare politica piuttosto avanti con l'età, proprio cercando di cambiare le cose. Anche la politica sta cambiando, la politica passa sulle gambe delle persone, e il fatto di fare politica oggi non significa assolutamente di non ammettere che ci sono stati degli errori assolutamente trasversali nel passato su tanti fronti, no? Però se noi in qualche modo a chiunque prova a fare un cambiamento nella politica addossiamo anche le colpe del passato, purtroppo non facciamo mai un passo avanti. Noi adesso abbiamo delle proposte molto serie anche dal punto di vista della cittadinanza, dal punto di vista della salute, dal punto di vista della salute mentale. A me piacerebbe tantissimo che destra e sinistra si confrontassero seriamente su questi temi in una relazione istituzionale che abbia a cuore il bene delle persone più fragili, il bene del paese. Invece purtroppo molto spesso assistiamo a tifoserie, schieramenti, scaricabarile, è colpa tua, è colpa mia, è colpa sua. A me piacerebbe tantissimo che invece si guardasse la situazione adesso, si cercasse di fare emergere le migliori soluzioni che pure esistono, perché il problema è che noi siamo anche diventati un popolo di cinici, non crediamo più in niente, non crediamo più in nessuno, e anche quando le soluzioni esistono, se non lo sappiamo, non riusciamo nemmeno a pretenderle, quindi rimaniamo sempre più soli, sempre più arrabbiati e sempre più fragili. Invece, come si diceva prima, in tanti settori le soluzioni esistono, in altri è necessario costruirle, è necessario crearle. Però se noi non ricostituiamo una fiducia fra le associazioni del terzo settore, che per fortuna presidiano questi campi in cui non arriva nessuno, fra la cittadinanza, fra le istituzioni, fra la politica, fra le aziende, noi non riusciamo a superare queste crisi che si sono intersecate ormai in maniera troppo stretta per poter essere sciolte una alla volta. Per questo a me dispiace quando poi in qualche modo la rabbia viene scagliata contro la politica tutta, perché io le assicuro che invece sui territori ci sono tante persone che sono veramente generose, che costruiscono proposte, che stanno vicino alle persone più fragili, che incalzano i livelli regionali, nazionali e europei della politica. Se le faccia conoscere però, onorevole, che ci dia il nome e il cognome, che così le conosciamo anche noi, così abbiamo più facilità a incontrarli, a cercare di risolvere anche dei problemi che ci assillano. Allora sentiamo anche la direttrice, come ci saluta la direttrice Serena Bertolucci, questa direttrice di questo museo M9, Museo del Novecento, bellissimo. Prego direttrice, cosa vuole dire? Ecco, cosa si aspetta da Bruxelles? Perché ce la giochiamo là, là ci sono i soldi direttrice, là ci sono, là, e sono anche tanti là direttrice. Prego. Sì, però noi soprattutto della cultura dobbiamo anche essere bravi a andarceli a prendere. Sì, brava. Che questo è un altro problema, no? Allora, vorrei dire due cose. Una appunto rivolta ai colleghi, agli operatori, a chi si occupa di cultura, no? Cioè, mettiamoci insieme e andiamo a costruire dei progetti che abbiano un senso vero per la nostra comunità. Non solo per avere dei soldi, perché anche questa, no, è una cosa importante. E la seconda invece, se posso, è un appello alle persone che ci ascoltano di andare a vedere un museo, non necessariamente M9, ma il museo che hanno più vicino a casa, ovunque essi siano, di dare una possibilità ai musei, perché davvero sono fattori di cambiamento. Quindi davvero io chiederei alla politica che abbia presente che la cultura non è solo numeri, no? Di solito dei musei si dice ha fatto quel numero di visitatori, ma ha i numeri, ai colleghi di lavorare insieme e alle persone davvero di uscire e di andare in un museo qualsiasi, perché sono sicura che troveranno qualcosa di loro stessi. Grazie direttrice. Abbiamo Paola da Padova, veloce Padova, prego. Sì, velocissima. Ciao Mirella, un salutone a tutti. Allora, non me ne vorranno i tuoi ospiti, che saluto caramente, però tutti a scuola da Mirella, perché di chiacchiere non ne possiamo più. Abbiamo questo esempio meraviglioso, Mirella Tuzzato, che fa i fatti. Per favore, a scuola da Mirella. Allora, un'altra cosa, io sono un'ambientalista vera fin da bambina sotto tutti gli aspetti, quindi non si può certo tacciare, sono anche vegana, Mirella lo sa, oltre a tutto, quindi sono certo per l'ambiente, però cara onorevole, un conto è parlare quei 20.000 euro al mese, quei lauti stipendi che diamo,
e allora si possono fare tante cose. Un conto è con i nostri stipendi o con le nostre pensioni dimezzate e decurtate che ormai ci hanno ridotto alla strafame. Quindi se vuole che noi crediamo di più alla politica, fate un po' più di fatti, dimezzatevi per esempio banalissimo, gli stipendi, chieda alla Mirella quante sono le persone, magari potrei essere anch'io ma non mi ci metto in mezzo, che hanno bisogno di problemi, di cose urgenti, il materasso, pagare la bolletta, dimezzatevi gli stipendi e forse qualcosina che poi ve ne restano lo stesso cifre abnormi, perché siamo stufi di strapagare gente che parla molto bene ma fatti zero. Andate a scuola da Mirella Pesante. Non devono venire a scuola da me, io dico quello che sento nel territorio, ho la fortuna o la sfortuna di avere questo banco solidale da 14 anni, onorevole, perciò capisce di cosa parlo quando parlo. Queste famiglie, come ripeto, con 2 stipendi che non riescono ad arrivare neppure alla fine del mese, sono molto preoccupati, se vengono licenziati non riescono più a trovare lavoro, questo preoccupa molto. Allora sentiamo come ci saluta l'onorevole, se è ancora in linea. Eccola qua. Lei capisce che lei sono molto arrabbiati, sono veramente arrabbiati, onorevole, e anche con ragione dovrei dire. Prego. Io ho 51 anni e questa è la prima volta in vita mia che ho un incarico istituzionale, ho sempre lavorato e con quello stipendio ho mantenuto la famiglia, quindi capisco benissimo quello di cui si parla. Prego onorevole, no, era un sottofondo, prego. E chiaramente l'onore di avere un ruolo del genere e anche la possibilità di avere una retribuzione molto diversa da quella che ho avuto fino a questo momento nella mia vita mi fa fare molte domande di come utilizzare queste risorse, di quale realtà sostenere, di come stare più vicino alle persone più fragili, che sono sempre state appunto nel mio radar d'azione. Ho sempre iniziato, ho lavorato sempre per questo, da quando ho proprio iniziato. Onorevole, lo so che sarà una domanda imbarazzante, ma visto che bisogna chiedere, ci dice per cortesia quando prendi un onorevole, perché veramente nessuno lo dice, eppure dovrebbe essere trasparente, cosa prendi un onorevole? Ma allora, diciamo, lo stipendio vero e proprio, quello del Parlamento europeo, sono tipo 7.500 euro, una cosa del genere. Io onestamente credo che il concetto della redistribuzione sia un concetto molto serio, il concetto della giustizia, del salario minimo e delle pensioni minime siano concetti veramente molto importanti e molto seri, e questi vanno gestiti in maniera sistemica però, perché ci sono persone che lavorano per 5 euro all'ora, per 6 euro all'ora, anche per 3 euro all'ora, persone che lavorano in nero e schiavi. Ora noi è giusto considerare una redistribuzione, considerare la giustezza degli stipendi, ma noi nel nostro paese ci sono veramente delle differenze di retribuzione, delle ingiustizie, persone che guadagnano tantissimo utilizzando metodi che rasentano lo schiavismo nel nostro paese, e focalizzare questa rabbia solo sulla politica, veramente io credo che non aiuti nessuno, non aiuti veramente nessuno. Ho capito, ma gli esempi che abbiamo, ad esempio avevo un avvocato l'altro giorno, ha detto basta con queste scorte a politici che non se la meritano, iniziamo anche a tagliare questi rami secchi, come si fa con l'uva, più povera la fai, più ricca diventa. Cioè dobbiamo rivedere un po' anche questo paese. Guardi, c'è un po' di tutto, ma io conosco personalmente persone che hanno fatto battaglie per cui rischiano la vita, hanno ricevuto minacce dalla mafia, dalla criminalità organizzata, persone che veramente dedicano la loro vita 24 ore su 24 a cercare di rispondere a quante più sollecitazioni possibili, a stare vicino alle persone in maniera seria. Io lo dico sinceramente, ognuno di noi, quando fa questo lavoro con passione e con amore, si sente continuamente troppo poco potente rispetto a tutto quello che vorrebbe fare per rispondere a tutte le sollecitazioni che riceviamo. Per questo bisogna cercare di focalizzarsi però su quali sono le cause vere che creano tutti questi disagi, perché se noi vogliamo risolvere un disagio alla volta, purtroppo non ce la facciamo, non siamo abbastanza forti. Ma lei ha detto una cosa importante, onorevole, bisogna capire di metterci attorno a un tavolo assieme e guardare il bene del paese. Ma guardi che io per quello, questo è il problema grande, finché si litiga sempre
sempre, comunque, avanti, passi, non andiamo. Onorevoli, io la ringrazio veramente, ma devo chiudere perché ho forato anche questa mattina. Comunque la ringrazio veramente di aver partecipato a questa trasmissione, di averci messo la faccia, di aver risposto alle domande, e perciò speriamo che arrivi qualcosa di positivo anche da Bruxelles per noi poveri cristi che stiamo aspettando come l'ossigeno che abbiamo bisogno di respirare. Qua lo dico anche io, non so se è d'accordo, dottor Cauchi, però abbiamo bisogno di ossigeno anche dall'Europa. Grazie, grazie. Annalisa Corrado, europarlamentare Partito Democratico, ecologica, climatica, green economy, agenda del 2030. Saluto anche la direttrice Serena Bertolucci, direttore M9 Museo del Novecento. Andate a visitarlo, andate a vederlo, cercheremo di far squadra. Dottore, anche lei con tutte le sue squadre vada a visitare questo museo che fa bene alla salute. Invece qualche medicina, una bella visita al museo. Grazie, grazie. Grazie, pubblicità. Perfetto, arrivederci. Abbiamo due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza una persona molto cara a Mirella che è Don Maurizio Dassier, parroco di Combai, Campea, Farò, Miane e Premaor. Cioè anda in giro il Don. E saluto anche da Chianciano Terme il dottor Marco Guidarini, presidente associazione motociclisti incolumi. Grazie veramente anche lei, dottor Guidarini, di essere qui con noi, perché qui siamo diventati tutti fragili appena usciamo di casa, non si sa mai, bisogna fare il segno della croce, quello che ci capita la sera se ritorniamo, che fortunato sono stato. Allora partirei proprio da Don Maurizio Dassier. Parliamo di fragilità qualsiasi a 360 gradi. Cosa sta succedendo? Queste persone che impazziscono, questi segnali che ci sono ma che magari non sono riusciti a capirli, familiari, perché sono segnali da persone competenti, però anche dobbiamo smettere con Minovò, combattere, esaurito, gonfiare depressione. Sono segnali preoccupanti che devono essere proprio curati dalle persone competenti che li abbiamo. Prego, Don. Allora, ecco, io ho fatto l'esperienza là dove sono con sabato scorso di 8 o 9 suicidi in un tempo insomma abbastanza lungo. Ecco, c'è un atteggiamento generalizzato di vergogna nei confronti della propria fragilità. No, nei confronti della propria imperfezione, nei confronti di quello che si è. Io, senza dare addosso alla società, interpreto così, cioè c'è un contesto sociale, c'è un contesto culturale che ti offre una infinità di maschere per coprire questa fragilità, per coprire i tuoi limiti. E allora queste maschere sono: devi essere forte, devi essere duro, devi essere competente, devi realizzarti, devi aver successo, devi, però sei lasciato da solo. Quindi vieni caricato di tante aspettative, vieni caricato di tanti obiettivi che però non riesci a realizzare. Io la vedo anche fra i bambini, tanta fragilità, e penso che questa fragilità, posso verificare proprio parlando con i bambini, con i ragazzi eccetera, sia prodotta anche dalla competizione. Devono essere sempre competitivi, non si accetta di sbagliare, non si accetta di prendere un brutto voto, non si accetta che la squadra in cui si gioca perda, e lì poi fanno tanta figura meschina anche tanti papà. Io nei campi sportivi sentivo papà insultare, no? E allora il ragazzo, il bambino che non si sente all'altezza, immagazzina, introietta così una immagine negativa di sé, no? E quindi non fa altro che aumentare così la propria fragilità. L'altra cosa che vorrei dire è che i ragazzi non sono educati, allenati a dare un nome ai propri sentimenti, alle proprie emozioni. Sono in balia, ecco, di loro stessi. Ecco,
faccio questo esempio. Quest'anno noi abbiamo deciso con i ragazzi di prendere l'immagine del giardino, quello con i fiori eccetera, e tentare di lavorare sul giardino interiore, proprio perché possano prendere contatto con tutto quello che vivono dentro, emozioni, sentimenti, paure, no? Dare un nome e far capire loro che non devono aver paura di questo. Quindi è una fragilità di cui ci si vergogna. Allora, prima di passare al dottor Marco Guidarini, che è anche un medico, oltre al presidente dell'Associazione Motociclisti Incolumi, sentiamo Patrizia da Mestre. Veloce Patrizia! Salve, senta, io volevo appunto fare un intervento in base al parco che è lì presente nel vostro studio. Chiaramente... Prego. Praticamente no, perché è andata via la voce. Chiaramente io mi sto parlando per quanto riguarda anche gli anziani fragili, nel senso che purtroppo anche loro soffrono di depressione. Io sono una vicina di casa che ben volentieri faccio, sto a casa di questa signora perché ha una certa età, però i suoi figli non esistono. Va a un'associazione, ma che non è un'associazione. Se deve andare all'ospedale c'è questo house, ma che ha la tessera, però tutte le volte bisogna pagare 10. Io non so questo volontariato se è così o se devono essere così. La ringrazio. Grazie a te Paola, fai bene, Patrizia, fai bene a dire questo, perché c'è volontariato e volontariato, è facile usare questo nome, poi bisogna andare a vedere chi è e cosa fa. Allora, dottor Guidarini, quello che volevo chiedere a lei proprio come medico, lei poi tratta le fragilità, perché stiamo parlando, ecco, di un medico che si occupa proprio di questo, oltre a essere presidente Associazione Motociclisti Incolume. Cosa vede, dottore? Cosa sta succedendo? Perché veramente qui ci sono dei punti di domanda anche sulle aggressioni che ricevete come medici sia negli ospedali, negli ambulatori privati. Ecco, questa aggressività della persona. Ecco, com'è la situazione? Ecco, lei è a Chianzano Terme. Cosa ci racconta, dottor Guidarini? Ha ricevuto a proposito la locandina che le ho mandato? Allora, devo tornare in Toscana perché io da 3 anni lavoro in Romagna come ortopedico, come traumatologo, e quindi ogni tanto torno a Chianciano Terme in Toscana, quindi devo ancora vedere se mi è arrivata la locandina. Okay. Comunque la ringrazio anticipatamente. Riguardo alla domanda, direi che chiaramente c'è sempre più violenza, anche perché c'è insoddisfazione certe volte per quello che viene o che non viene erogato anche come diritti, con le tasse che si pagano. Certe volte io posso capire una persona che diciamo aspetta una mammografia e gli danno l'appuntamento dopo 6 mesi o 8 mesi col sospetto di un carcinoma mammario, anche io mi arrabbierei sinceramente. Quello che è importante è che bisognerebbe innanzitutto rifarsela con i veri responsabili, perché è inutile, se io viaggio per la strada e trovo delle buche, è inutile che me la rifaccia con gli stradini che con la pala in mano rattoppono le buche, non so se mi sono spiegato. Però il discorso è che un'educazione sana insegna anche a prendere, diciamo, a scrivere delle mail, a protestare con le persone giuste senza arrivare a malmenare un medico o un infermiere o addirittura a sparargli o a dargli una coltellata. Questo è un fatto di disciplina, è un fatto anche di mancanza di controlli, perché purtroppo in Italia, dispiace dirlo, tanta malvivenza c'è perché c'è a monte una carenza di educazione civica. Infatti ben venga, e sono d'accordissimo con la proposta di reintrodurre l'educazione civica nelle scuole. Io reintrodurrei anche il militare, secondo me nella versione moderna, aiutando gli anziani a portargli farmaci o a portarli a spasso nel parco, o anche fare un'azione di controllo. Il militare secondo me sarebbe utilissimo. Io l'ho fatto, il militare è stato un anno veramente costruttivo, ho fatto un sacco di amicizie, ho imparato anche diverse cose, ero già medico, però ecco, bisogna investire in educazione. Seconda cosa, quando c'è carenza di educazione bisogna dare diciamo,
diciamo, investire nelle forze dell'ordine che controllino. Quindi attualmente si vedono in tanti presidi ospedalieri, per fortuna, e rassicura le forze dell'ordine, chi ha la coscienza a posto e chi è un cittadino onesto. Anzi, a me fa piacere vedere le forze del carabinieri o polizia locale. Guarda, anche l'altra sera mi fermarono di notte, io tornavo da una cena, l'alcolemia era 0 perché mi hanno controllato, mi hanno fatto l'alcol test, io l'ho ringraziati, si sono stupiti quelli della polizia locale, mi hanno ringraziato loro, si sono stupiti e ho detto, la prima persona che ci ringrazia. Io sono contento che facciano l'alcol test, perché quando viaggio in macchina la notte, se viene un ubriaco e mi viene nella mia corsia, rischia di ammazzarmi, è bene che venga fatta prevenzione. Quindi in Italia c'è un concetto distorto, certe volte le forze dell'ordine vengono viste come una cosa di oppressione, invece no, quando fanno i controlli, il controllo è la salute delle persone civili, questo ecco, è quanto. E questo vale anche con la moto, ovviamente, io corro in moto, le gare si fanno in pista, si fanno in autodromo, non si fanno per le strade, e io faccio 70.000 km all'anno con la macchina e 40.000 con la moto, quindi anche per strada, è bello farlo turisticamente, però quando si va a correre si corre in pista. Ecco, questo è qua. Però mancanza di controlli è una delle cause principali per cui in Italia persone si sentono diciamo arroganti e possono malmenare un infermiere o un medico. Allora, dottor Guidarini, io l'ho invitata e le ho mandato la locandina, che poi lei vedrà, gliela manderò casomai anche un'altra se vuole da un'altra parte, perché domani a Treviso ci sarà un grande convegno organizzato dal comune di Treviso, dal sindaco in particolare, dall'assessore De Checchi, e con Andrea Dan, che è presidente associazione Manuela, che è la figlia che è morta in un incidente stradale. Questo papà, da quando è morta la figlia, si è rimboccato le maniche e sta cercando di dare, anche in maniera molto forte, perché è uno veramente che si impegna tanto, va anche oltre le righe, bisogna tenerlo delle volte con le briglie don, però sta portando l'airbag obbligatorio e cercare di farlo capire in Europa, a Bruxelles. Perciò ci sarà questo convegno per parlare di sicurezza stradale e dell'airbag obbligatorio nelle motociclette, perché c'è già qualcosa per chi può avere la possibilità di pagare le tute, che ce l'hanno già, ma una cosa obbligatoria per tutti i motociclisti sarebbe questo airbag. Lei come vede questo airbag obbligatorio nelle motociclette, dottor Guidarini? Allora, sicuramente l'airbag è sicuramente un livello di sicurezza moderno, utilissimo. Io faccio un campionato italiano, si chiama Civ Classic, e corro con l'airbag, perché ogni invenzione nuova sulla sicurezza non deve essere trascurata. È più importante di avere una moto performante, anche se è una moto da corsa, però un casco di alta qualità e un airbag è utilissimo. Noi abbiamo, con la mia associazione, l'associazione motociclisti in Columi, avevamo dei fondi e abbiamo organizzato due bellissime manifestazioni l'anno scorso a Misano Adriatico e a Coriano, il paese di Marco Simoncelli, e abbiamo regalato i paraschiena agli scooteristi delle medie. Grazie alla collaborazione splendida, e veramente proprio ci hanno aiutato tanto anche economicamente, perché hanno un costo. L'Alpine Stars ci ha dato una grandissima mano, però diciamo questo evento vorrei che avesse anche un riscontro, avesse anche un seguito. Abbiamo regalato 150 paraschiena appunto dell'Alpinesta ai 150 ragazzi delle medie, quindi scooteristi di Misano Adriatico, e 150 paraschiena circa agli scooteristi delle scuole medie di Coriano. Tra l'altro a Coriano anche il sindaco è stato bravissimo, si è messo a distribuire i paraschiena anche lui, perché io inizierei già ad educare i ragazzini con lo scooter a usare il paraschiena. Quando poi diventeranno motociclisti automaticamente capiscono l'importanza delle protezioni e sicuramente compreranno l'airbag. Allora, in Italia mettere una cosa obbligatoria certe volte viene vista come una sorta di obbligo, no?
però ecco, il paraschiena o addirittura l'airbag per chi va in moto è un po' come il casco. Perciò è favorevole, dottor Guidarini, perché porterò anche la sua testimonianza, siccome domani lei non ci sarà, io avrei piacere di portare la testimonianza di una persona competente quale lei. Se poi vorrà fare una telefonica domani, più che volentieri. Allora, l'airbag con gli ignoranti come facciamo? Perché ci vuole un grande airbag per combattere l'ignoranza che vive sovrana purtroppo ancora in questi giorni. Prego. Perché, ecco, io ho questa idea che nessun approccio, no, ai problemi come qua, puramente cognitivo, informativo, eccetera, avrà successo, no? L'approccio deve essere a livello, diciamo così, informativo, cognitivo, ma soprattutto parlando anche dei ragazzi e dei bambini a livello affettivo, cioè dobbiamo coinvolgere la mente e anche il cuore. Ritorno all'immagine della fragilità, no? La fragilità è un dato che ci costituisce come persone, non siamo padri eterni, anche se vorremmo esserlo. Però se nell'ambito della famiglia, se nell'ambito delle comunità, se nell'ambito della scuola ci fossero quei valori fondamentali di ascolto, di dialogo, di comprensione di ciò che vive il bambino e lo si aiuta ad affrontarle non solo da un punto di vista cognitivo, cioè fare educazione civica, ecco, manda delle nozioni, ma se tu non sei coinvolto dentro affettivamente e capisci che sei in gioco anche tu da un punto di vista affettivo, il sapere le cose non ci dà la forza di metterle in pratica, no? Faccio un altro esempio. Io osservo, lo diceva anche questo medico, tanta violenza, no? Nei vari settori. Bene, questa violenza per me nasce da esasperazione, cioè la gente è esasperata perché viene usata, perché viene oppressa, perché viene sfruttata. Faccio questo esempio. Se io in una famiglia di 4 persone assicuro o al padre o alla madre uno stipendio di 3.000 euro al mese netti, probabilmente in quella famiglia c'è più tempo da dedicare anche ai figli, ai bambini, per dialogare, per aiutarli a crescere, per ascoltarli e via dicendo. Ma se per arricchire i soliti ricchi e i soliti politici lo stipendio di un operaio, lo stipendio di un impiegato, lo stipendio di un insegnante o di un infermiere sono sempre quelli, allora bisogna crepare di lavoro in 2 per poter far andare la famiglia fino a fine mese. Cosa viene a mancare? Ciò che è essenziale. La dinamica dell'ascolto, dove i papà fanno i papà e non gli amici, dove le mamme fanno le mamme e non le amiche, la dinamica dell'aiuto, del dialogo, della relazione. Allora pian piano, cioè la famiglia non si aiuta con 100 euro al mese, questo lo fanno chi è fuori dalla realtà, quella gente che ormai io non so più da che parte girarmi per vomitare quando sento questi interventi. Ecco. No? Allora, come sempre molto chiaro il nostro Don Maurizio Dassier. Dottor Guidarini, eppure si potrebbe fare qualcosa per aiutare anche queste fragilità, l'ha detto lei, una disciplina sportiva. Ma come lo sport è stato messo nella Costituzione finalmente nel 2023, però dal dire il fare c'è di mezzo il mare, è uno sport che costa, le famiglie non hanno la possibilità di farlo fare ai propri figli, eppure ci potrebbe essere questa volontà anche di aiutare questi ragazzi, anche i più fragili, magari che hanno fatto dei percorsi sbagliati e li rifilano nelle carceri, chissà a fare cosa, poi stanno scoppiando. Se poi passa anche questo divieto sicurezza, decreto sicurezza, non so dove metteranno tutte queste
persone, perché bisognerebbe anche dare delle risposte. Non crede che forse anche voi come associazioni, noi tutti possiamo dire qualcosa in merito, cioè veramente di iniziare a fare sport a questi ragazzi? Lo sport fa bene al fisico, alla mente, è una valvola di sfogo importantissima. E perché non si fa questo? Ma può essere la moto, può essere il tennis, lo sci, quante discipline abbiamo? Ecco, lei cosa consiglierebbe proprio come medico alla politica, quella politica che non ascolta e che potrebbe muoversi in questa direzione? Prego. Allora, io sono in accordo con quello che diceva Don Maurizio, infatti bisogna, oltre che la mente, la cultura, l'educazione, il rispetto, è importante il coinvolgimento empatico. Io ho avuto una palestra per 20 anni, ho avuto la fortuna di condurre una palestra, quindi praticamente ho allevato, fra virgolette, tanti ragazzi giovani che facevano vari sport, dal calcio agli sport da combattimento, kickboxing in particolare. Io facevo parte della squadra di kickboxing, che secondo me è uno sport meraviglioso, perché è una disciplina che insegna una cosa fondamentale che tutti gli sport dovrebbero, molti le insegnano, è il rispetto per l'avversario innanzitutto, e il rispetto per se stessi, per la propria salute, eccetera. La kickboxing, sport da commenti come il judo, il karate, cioè sono sport io li metterei obbligatori nelle scuole, perché insegnano, solo gli idioti pensano che siano sport violenti. Anche il pugilato non è uno sport violento, è una disciplina, è uno sport duro, ma non è assolutamente violento, perché insegna il rispetto degli avversari. Vedete, nel pugilato, nella kickboxing, nel karate c'è sempre il saluto, c'è sempre un rapporto. Nel rugby, meraviglioso, il terzo tempo del rugby è quello che deve insegnare lo sport. Io gradirei che anche nel calcio fosse così diffusa la cosa, purtroppo non lo è, perché come diceva anche prima Don Maurizio, certe volte si vedono genitori che scaricano sui propri figli delle aspettative che non hanno coronato. Qualche anno fa leggevo che nella cronaca di Firenze, proprio a Firenze, quindi in Toscana, che dei ragazzi delle scuole medie, quindi di 13-14 anni, avevano organizzato fra loro una bella partita di calcio, e l'avevano saputo anche i genitori, erano sugli spalti a fare il tifo. A un certo punto i ragazzi giocavano tutti amici, i genitori si sono cominciati a prendersi a cazzotti, i ragazzi di tutte e due le squadre si sono uniti e hanno detto: ma che cavolo fate? Ma andatevene a casa, siamo qui tutti amici, ci si diverte, e voi vi pigliate a cazzotti. Avete capito i giovani? Dottore, la interrompo un secondo perché abbiamo Giusy in linea. Veloce, Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, l'airbag per le moto, io penso che non ti riparano, ma perché quando fai un incidente dentro un fossato o contro un'auto, salti giù dalla moto, l'airbag, ma cosa serve? Questo voglio dire. Non è che è come una macchina che tu sei dentro e si apre l'airbag. In moto salti giù di corsa se vai addosso a qualcuno. Guarda che non è proprio così, Giusy, ti sarà brava a fare il tiramisù, ma sull'airbag devo dirti che non è così. Guarda, te lo fa vedere adesso il dottor Guidarini. Vada, dottore, prego, dottor Guidarini, facciamo vedere. Lei, signora, purtroppo non è informata, perché l'airbag è un giacchetto che vede, guardi, questo è il mio, quello che è un giacchetto che si mette, si indossa, vede, così, e in caso di urto si gonfia tutto e ripara la colonna vertebrale dai traumi toracici, quindi torace, addome, quindi traumi dell'addome, quindi traumi della milza, che sono pericolosissimi in traumatologia, ma anche del fegato, degli organi interni. Cioè non è l'airbag quello della macchina, magari forse lei non è informata, ma è diverso. Gli airbag nel MotoGP, i piloti cascano a 300 all'ora e si rialzano grazie anche all'airbag, a un casco, ovviamente la tuta, però in strada, soprattutto in un urto contro un'autovettura, contro i guardrail, che sono pericolosissimi. Io non mi stancherò mai di invitare le amministrazioni serie che vogliono veramente il bene dei propri utenti della strada, quindi ragazzi giovani e anche meno giovani, a fare i guardrail con le protezioni inferiori. Basta guardrail ghigliottina, quelli con i paletti. Ecco, un airbag può riparare tanto anche in caso di una scivolata banale, anche a 50 all'ora. Pensate che a 50 all'ora, 40 all'ora, 40 km/h in fisica sono 11 metri al secondo. Andare contro il paletto di un guardrail ghigliottina, come purtroppo si vedono tanti nelle nostre strade, non lascia possibilità di salvezza. Con l'airbag
ci sono 10 volte più probabilità di salvarsi. Quindi io invito le amministrazioni a mettere guardrail moderni come ci hanno in tutta Europa, Francia, Spagna, Germania, guardrail con la protezione continua salva motociclisti, e i motociclisti a usare tutte le migliori protezioni, quindi un buon casco integrale, un airbag, come appunto si può vedere questo qui, che è un eccellente airbag, ma anche altre marche, basta che superino i controlli della Comunità Europea, sono prodotti eccellenti che salvano la vita. Quindi ecco, io invito... Ha fatto bene anche a farlo vedere, perché giustamente Giusy non conosceva, pensava fosse nella moto, invece avete visto come ha spiegato bene il dottor Guidarini, quanto importante è spiegare le cose. Il dottor Guidarini ha fatto benissimo. L'airbag invece il Don diceva psicologico, sì. Che airbag allora? Qual è l'airbag? Anche un airbag interiore. Bella corona con l'airbag, vero? Quella là che salva. Perché... È vero, siamo preoccupati giustamente di salvare vite, no? Salvare in questo caso vite fisiche, salvare dei corpi, ma c'è anche l'altro aspetto, no? E quindi riuscire ad aiutare, ecco, le persone fin da quando sono bambine a questo airbag interiore etico, dove si aiutano a far emergere i valori, il rispetto, la solidarietà, la comprensione, il senso del limite, apprezzare quello che si è. Ecco, ad esempio adesso cosa c'è in giro? Che dai ragazzi si hanno delle aspettative assurde. Le aspettative distruggono la vita interiore. Perché? Perché non sempre siamo in grado di realizzare le aspettative che gli altri hanno su di noi, ci sentiamo inadeguati, io non valgo niente, io non sono buono, e quindi nasce che cosa? Nasce sofferenza che non fa altro che aumentare la disistima di sé, la fragilità e via dicendo, no? Quindi oltre a questo airbag che salva il corpo, è fondamentale che ci sia anche quello che aiuta a salvare l'interiorità della persona, i valori, l'etica, gli affetti, non so se mi sono spiegato, e smetterla su avere aspettative continue sui bambini, sui ragazzi, no? Che poi non riescono a darci sotto. È come se io chiedessi: senti Filippo, sei andato in montagna domenica? Sì. Avevi uno zainetto? Sì, erano solo 7 kg. Ma come mai tuo compagno aveva uno zaino da 30 kg? Perché i genitori gli hanno detto che deve portare 30 kg. Allora, per realizzare le aspettative dei genitori, quello ci crepa sotto lo zaino. Sì. È proprio così, Don. Allora sentiamo come ci saluta il dottor Guidarini, ormai siamo in chiusura. Soprattutto, dottore, ecco, è stato molto importante anche la sua risposta a quello che sta diventando una battaglia per questo papà, per questo uomo che sta cercando di far capire che abbiamo gli strumenti per mettere in sicurezza anche i motociclisti, visto i morti che abbiamo avuto anche quest'anno purtroppo. Prego, dottor Guidarini. Sì, assolutamente sono d'accordo con l'iniziativa e con l'impegno, veramente un impegno importantissimo che viene messo in questa battaglia. Diciamo, tante associazioni in Italia si danno da fare. Io spero proprio in una collaborazione maggiore anche da parte delle istituzioni, che capiscono quando noi proponiamo delle cose in modo collaborativo e non solo, diciamo, polemico, ma quando proponiamo le cose in modo collaborativo lo facciamo per salvare delle vite. Quindi il signor Dan è una persona che ha avuto un lutto in famiglia, e quindi il massimo del rispetto, e si batte perché non succedano ad altri quello che purtroppo è successo a lui, a sua figlia. Niente, io direi che bisogna innanzitutto infondere nei giovani il concetto di amplificatore interno, come io dico spesso ai giovani. Cioè, noi abbiamo un amplificatore, quando si suona uno strumento c'è un amplificatore, se non si accende le note più belle non vengono ascoltate. Noi abbiamo la vista, l'udito, l'olfatto, abbiamo tutto per poterci meravigliare ogni mattina quando ci si alza dal letto delle cose belle che ci circondano, che ci ha fatto il buon Dio. Quindi poi, se ci sono degli sport, io insomma
sono un sostenitore di sport anche duri ma educativi. Lo sport deve insegnare a cadere, a fallire, però deve insegnare anche che se te fallisci, te perdi una gara o perdi un combattimento, te devi solo farti il sedere di più, devi lavorare con la testa e col fisico e poi vedi che la volta dopo c'hai un risultato migliore. Io penso che, dottor Guidarini, le Paralimpiadi, così ancora vengono chiamate, invece di chiamarle Olimpiadi a tutti i livelli, abbiano capito l'importanza di quello che sta dicendo. Hanno portato a casa 71 medaglie, questi ragazzi, 71 medaglie. Devo chiudere perché sono veramente in chiusura. Grazie, veramente grazie al dottor Marco Guidarini, presidente Associazione Motociclisti Incolumi, è stato con noi. Don Maurizio Da Sé, un velocissimo saluto. Beh, che sarebbe ora che le istituzioni fossero dalla parte dei cittadini, soprattutto di quelli che contano meno. Grazie, grazie a Don Maurizio Da Sé, sempre puntuale e preciso in queste prediche che ci fa molto attente. Grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Farfalle con piselli alla genovese. I piselli, già noti ai greci e ai romani, raggiunsero il loro apice nel Settecento in Francia, tanto che il Re Sole ne era ghiotto e come lui la sua corte. I piselli contengono una discreta quantità di vitamine A, C, B1, B2 e PP, nonché potassio, calcio, magnesio, fosforo. Questi legumi sono energetici e nutrienti e aiutano a ridurre il colesterolo. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di farfalle, 250 grammi di piselli, anche surgelati, 100 grammi di prosciutto a pezzetti, una cipolla tritata, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 mestoli di brodo, 60 grammi di burro, 60 grammi di parmigiano grattugiato, sale. Preparate un trito di cipolla e di prosciutto tagliato a pezzetti. Mettete una casseruola sul fuoco. Scaldate l'olio insieme a 20 grammi di burro. Soffriggete il trito e lasciate cuocere per 5 minuti. Unite poi i piselli. Versate un mestolo di brodo. Regolate di sale e lasciate cuocere. Se necessario, aggiungete ancora un po' di brodo. Versate le farfalle nel sugo di piselli e prosciutto e portatele a cottura. È necessaria un'abbondante nevicata di parmigiano reggiano grattugiato. Servite e buon appetito!